Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali. Come ogni giorno staremo insieme fino alle 14:30 per le notizie di cronaca, i collegamenti con le varie redazioni, i servizi e poi naturalmente gli approfondimenti consueti su quelli che sono i temi di principale dibattito ed attualità di questi giorni. Ma cominciamo subito con la cronaca, perché purtroppo dobbiamo rendervi nota l'ennesima tragedia della strada che si è verificata sulle strade della nostra regione, accaduta all'alba di oggi nel Bellunese, nella galleria Pedesalto tra Fonzaso e Lamon, lungo la statale 50 del Grappa e Passorolle. Un settantenne morto nello scontro frontale tra due autovetture, un'altra persona è rimasta ferita. Sentiamo i dettagli nel servizio di Tiziana Bolognani. Viaggiava in direzione Lamon con i suoi due cani, il 71enne di Feltre che stamattina poco prima delle 7 ha perso la vita nello scontro frontale accaduto all'interno della galleria di Pedesalto fra Fonzaso e Lamon. Uno scontro violentissimo causato, secondo le prime informazioni, da una invasione di corsia sulla quale stanno eseguendo accertamenti i carabinieri di Arsier. L'uomo era alla guida della sua Ford Focus che è andata a impattare contro la Nissan Qashqai condotta da un giovane di Sovramonte, rimasto ferito fortunatamente in modo non grave e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. La chiamata al 118 ha fatto convergere in zona ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Dopo aver estratto il 71enne dalle lamiere dell'auto, i sanitari del SUEM hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. La statale 50 del Grappa e Passorolle è stata chiusa al traffico con deviazioni sulla provinciale di Croce Daune e riaperta solo dopo le 9:30 per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge. I vigili del fuoco hanno recuperato i due cani che viaggiavano assieme al 71enne. Incolumi sono stati trasferiti al comando di Feltre. E la Procura di Venezia intende fare piena chiarezza sul terribile incidente costato la vita la sera di domenica 8 gennaio a San Donà di Piave a Maria Chiara Guida, 20 anni, ed Alessandro Polato, 23, entrambi del posto. Il pubblico ministero titolare del procedimento, il dottor Buccini, procedimento aperto per duplice omicidio stradale ed è in capo al conducente 19enne della vettura, ha disposto una perizia cinematica per accertare nel dettaglio la dinamica, le cause e tutte le responsabilità della rovinosa uscita di strada della vettura che poi è finita infilzata sul guardrail. Il sostituto procuratore conferirà l'incarico per l'importante accertamento tecnico non ripetibile venerdì 20 gennaio negli uffici della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma. Il consulente tecnico d'ufficio avrà il compito di stabilire a cosa sia dovuta la fuoriuscita, stabilendo anche la velocità tenuta dall'indagato, ma dovrà anche verificare se la barriera installata a bordo strada fosse a norma e se le eventuali irregolarità, così come le condizioni non ottimali dell'asfalto della strada, possono in qualche maniera avere contribuito al tragico epilogo. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno proceduto al sequestro, oltre che della vettura, anche della porzione di guardrail presente in quel tratto di strada. E c'è stato anche un altro incidente nella notte a Quarto d'Altino, ma ne parleremo tra poco quando ci collegheremo con il collega Federico Fusetti. Intanto mi dicono dalla regia che si è collegato da Lovadina di Spresiano Lucio Zanato per parlare di un altro tema di grande attualità purtroppo in questi giorni, ed è quello degli infortuni sul lavoro, l'ennesima tragedia che ha aperto il 2023 in maniera davvero drammatica nella provincia di Treviso. Su questo fronte si è verificata l'altra sera nella cava Mosole, appunto a Lovadina di Spresiano, da dove vedo collegato Lucio Zanato con il contributo tecnico di Nicoletta Rizzetto. Lucio, a te, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete alle mie spalle l'area sotto sequestro dove purtroppo è deceduto Andrei Perepuni, 31 anni, il moldavo operaio della ditta Mosole, che è stato ritrovato l'altra sera coperto dalla ghiaia. Oggi abbiamo sentito il titolare, il patron, ovvero Remo Mosole, nel giorno del suo 89esimo compleanno. Un compleanno amarissimo, ci ha detto al telefono, che voglio trascorrere nel silenzio, nella riflessione. Una riflessione che però... Ecco, dicevo, una riflessione che lo porterà comunque a stare molto vicino alla famiglia. In effetti si è avvicinato alla moglie, la moglie ha espresso la volontà di portare la salma del marito di Andrei in Moldavia e Remo ha deciso insomma, di accollarsi completamente tutte le spese di trasporto della salma in Moldavia non appena ci sarà il via libera da parte della magistratura per appunto i funerali di questo operaio. Altra cosa che ci ha detto, ha ribadito che Andrei era nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, perché quando l'hanno ritrovato in piedi, colpito, cioè coperto completamente dalla ghiaia ed è in una posizione dove non avrebbe dovuto stare e quindi probabilmente o è scivolato o magari si sarà bloccato qualcosa, sarà andato a verificare il macchinario, fatto sta insomma che quella che potrebbe configurarsi, quella che è una tragedia, potrebbe avere appunto questo tipo di strascico, cioè il fatto che si sia causata da una tragica imprudenza. Questo per quanto riguarda diciamo, la situazione attuale, come ribadisco, questo è diciamo, il primo incidente sul lavoro, purtroppo il primo morto sul lavoro per questo 2023 in una provincia dove purtroppo si contano ancora tanti casi di morti bianche e su questo fatto i sindacati hanno ribadito più di qualche volta che ci deve essere massima attenzione e soprattutto massima prudenza per quanto riguarda i vari cantieri e soprattutto il singolo posto di lavoro. Non si può andare a partire al mattino per andare a lavorare e non sapere se si può tornare a casa. 6 domande? Sì, Lucio, era per sapere se dal punto di vista giudiziario hai qualche notizia. Sappiamo che appunto la cava Mosole è stata posta sotto sequestro dalla magistratura, si parlava di una ormai prossima iscrizione nel registro degli indagati in questo senso di Mosole. Naturalmente in questo senso hai qualche notizia? Guarda, al momento Remo Mosole non è stato ancora raggiunto, almeno fino a un'ora fa, non è stato raggiunto da alcuna comunicazione. L'unica cosa che al momento è evidente è il fatto che tutta l'area è sotto sequestro, quindi ovviamente sarà visionata ulteriormente per ulteriori indagini o comunque per ulteriori verifiche in loco. Però quello che ci ha detto Mosole al telefono questa mattina è che al momento non è stato ancora raggiunto da alcuna informazione di garanzia. Certo è che è abbastanza probabile, ci ha detto lui, che evidentemente qualcuno dovrà comunque prendere le parti dell'azienda e quindi inevitabilmente sarà convocato sicuramente dal magistrato inquirente. Ma si dice assolutamente sereno perché dice in questi 89 anni di vita e soprattutto in tutti questi anni di lavoro, di impegno all'interno del reparto della ghiaia, mi sento di dire che proprio quella situazione lì è determinata dal fatto che quella persona, quel mio operaio, probabilmente, magari in buona fede, si è messo in un punto dove non doveva stare. A te. Grazie a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per questo collegamento ed è un tema del quale torneremo nuovamente a parlare, questo degli infortuni sul lavoro nel corso degli approfondimenti all'interno di questa edizione del nostro telegiornale. Ma torniamo al tema, l'altro grave tema di cronaca appunto di questi giorni con il quale abbiamo aperto il telegiornale, gli incidenti stradali, perché sono state fissate
date le date dei funerali di Martina Pagnin e Diego Rampazzo, 2 dei 3 morti della Piovese. Ancora nulla invece per Edward Nidoi, l'albanese che era alla guida del veicolo. Il pubblico ministero deve conferire infatti l'incarico per l'autopsia. Sentiamo quindi il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova. Si celebreranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa arcipretale di Legnaro i funerali di Martina Pagnin, la donna che insieme a Diego Rampazzo e Edward Ndoye domenica notte ha perso la vita nel tremendo incidente stradale avvenuto lungo la strada statale Piovese. I 3 amici stavano tornando a casa dopo una serata al karaoke. Martina, 46enne, madre di 2 figli e da pochi mesi nonna, era da circa un anno la compagna di Diego Rampazzo, suo coetaneo residente a Sant'Angelo di Piove, anche lui padre di un ragazzo. I suoi funerali invece sono stati fissati per sabato mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale della frazione di Vigo Rovea di Sant'Angelo di Piove. Non è invece ancora stata fissata la data dell'ultimo saluto a Edward Ndoye, il 45enne albanese residente a Ponte Longo, che era alla guida dell'auto che è uscita di strada schiantandosi come una bomba contro il muretto di cemento di un'abitazione. Il pubblico ministero, che sta seguendo le indagini nei prossimi giorni, affiderà l'incarico per eseguire l'autopsia, disposto anche l'esame tossicologico per capire se l'autotrasportatore si fosse messo alla guida alterato da qualche sostanza o dall'alcol. Tra le ipotesi all'origine dell'incidente mortale che vengono vagliate dagli inquirenti quella dell'alta velocità e l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. E parliamo di incidenti stradali, ci colleghiamo con Quarto d'Altino, Porte Grandi in particolare, dove c'è per noi Federico Fusetti con Paola Barbato per aggiornarci su questo ennesimo incidente che si è appunto verificato nella notte. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, proprio nella notte è avvenuto questo incidente. Allora, qui c'è la statale, adesso Paolo Barbato ve la mostra, questa è la statale triestina, quindi la strada direi ad alto scorrimento, c'è tanto traffico, ci sono i camion, e questa è la rotatoria. Qui, come dicevi, siamo località Porte Grandi, Quarto d'Altino, e questa rotatoria è la rotatoria costruita da poco, che porta ad H-Farm, quindi l'istituto universitario che ben conosciamo. E all'altezza di questa rotatoria stanotte, attorno a mezzanotte, un'auto che arrivava ecco, da lì, che adesso Paola vi mostra, da lì in direzione di Venezia, praticamente all'interno della rotatoria devono aver, immagino, perso il controllo del mezzo le due persone, ovviamente chi era la guida e la persona che gli era di fianco, e hanno letteralmente fatto un volo sopra il guardrail, hanno superato il guardrail, l'hanno divelto e sono finiti in acqua, perché poi qui di fianco c'è il canale e quindi l'auto è proprio una BMW X1, è finita proprio in acqua. Sono arrivati i vigili del fuoco di San Donà e l'hanno letteralmente tirata via dall'acqua con il personale del SUEM 118 che nel frattempo soccorreva le 2 persone a bordo che sono rimaste ferite e poteva andare molto peggio, direi, vista la dinamica, visto anche quello che abbiamo poi riscontrato qui sul posto. Fino a poco fa c'erano molti operai dell'ANAS, quindi già impegnati evidentemente a poi sistemare il tratto di guardrail divelto, che non è poco, e come tra l'altro tu mi ricordavi questa mattina, e siamo andati a vedere, a circa 1 chilometro da qui, in quella direzione verso l'aeroporto, c'era stato un altro drammatico incidente nel 2021 con 4 persone addirittura che avevano perso la vita, 3 donne e un uomo, e una famiglia distrutta, perché a bordo di un'auto c'erano i genitori e una ragazza di 21 anni che sono morte in questo frontale con un'altra auto, e aveva perso la vita anche la donna di origine indiana che era alla guida dell'altra auto, e veramente è qui vicino, perché sarà circa 1 chilometro e mezzo. Ecco, questo per ricordare che questa strada, che è parallela tra l'altro a quel lungo argine che da Porte Grandi va a Caposile, che ben conosce chi d'estate va a Jesolo, e che è anche quella teatro spesso di incidenti, insomma direi che questa è veramente una zona purtroppo non
non certo tranquilla per quanto riguarda il traffico e gli incidenti soprattutto. Ecco, peraltro, no, Federico, la Triestina in particolare, insomma, in quel tratto è stata teatro, oltre a questa tragedia, insomma, davvero immane, che tu ricordavi poco fa, anche di tanti altri incidenti mortali. E proprio la rotonda che stiamo vedendo alle tue spalle è una di quelle opere che sono state realizzate proprio per cercare di mettere in sicurezza, in particolare nelle aree dove ci sono degli incroci. Evidentemente non è servito, non è sufficiente. No, perché evidentemente quando o l'auto magari è un'auto grossa o c'è la velocità o magari l'asfalto viscido, evidentemente neanche la rotatoria basta, perché in questo caso l'auto ha veramente superato in volo, viene da pensare, il guardrail, o comunque l'ha travolto, ma poi è finita giù per questa piccola scarpata fino ad arrivare all'acqua. Quindi evidentemente, insomma, anche questo non basta. Certo, la rotatoria aveva lo scopo, immagino, di, insomma, proteggere gli incroci, magari anche far rallentare le auto. Certo, perché poi si torna sempre alla solita questione del rispetto di quelle che sono le regole della strada. La stragrande maggioranza degli incidenti, l'abbiamo detto tante volte, no, nel corso dei nostri telegiornali, con i dati che ci sono stati forniti dalle forze dell'ordine, è proprio quella del mancato rispetto delle regole, l'eccesso di velocità, l'uso del telefonino, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Quindi approfittiamo anche di questa occasione per rinnovare ancora una volta, insomma, l'appello a prestare attenzione a quelle che sono le norme, perché, insomma, tante volte davvero si mette in gioco la propria vita e anche quella altrui. Grazie davvero, Federico, per questo collegamento, a te e alla collega Paola Barbato. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Ecco, noi continuiamo a parlare di incidenti perché purtroppo si sono aggravate le condizioni di una passeggera dell'autobus che si è ribaltato lunedì in autostrada. A Padova la donna purtroppo rischia di perdere un braccio. Sono ancora ricoverati in ospedale 2 passeggeri del pullman che lunedì verso mezzogiorno si è ribaltato mentre stava percorrendo la bretella di missione che collega la A13 con la A4 all'altezza del casello di Padova Est. Mentre stanno migliorando le condizioni di salute dell'autista del mezzo, sono peggiorate quelle di una passeggera che ha riportato gravi traumi al braccio e rischia ora di perdere l'arto. Quando il pullman si è accasciato sul guardrail, i vetri sono esplosi, alcuni passeggeri sono caduti nella scarpata, altri sono stati colpiti dai frammenti di vetro. In totale i feriti sono stati una decina, ma solo 2 più gravi. Intanto 52 passeggeri sono ripartiti ieri mattina alla volta della Romania, dove erano diretti lunedì dopo aver iniziato il viaggio domenica da Palermo. La Polstrada continua con gli accertamenti per verificare la velocità del pullman al momento dell'incidente e la regolarità del cronotachimetro. Ecco, allora mi dicono dalla regia che si è collegato il nostro prossimo ospite. Ringrazio per essere con noi Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Buongiorno Paglini, grazie per essere con noi. L'argomento, insomma, del quale vogliamo puntare, insomma, l'attenzione quest'oggi è strettamente legato alla cronaca di queste ore. Ne abbiamo parlato poco fa con il collegamento da Lovadina di Spresiano con Lucio Zanato, ed è quello degli infortuni sul lavoro. Purtroppo quindi il nuovo anno si è aperto in provincia di Treviso con la notizia di un'altra tragedia, un altro dramma, al quale peraltro si è aggiunta anche ieri sera la morte del 70enne di Cavaso, imprenditore agricolo che sabato era stato colpito alla testa dal tronco di un albero che aveva tagliato, e purtroppo non ce l'ha fatta, si è spento dopo 3 giorni di agonia. Dunque Paglini, insomma, un fenomeno che continua a destare allarme e grande preoccupazione nel mondo del lavoro. Sì, assolutamente, non è possibile che continuiamo a allungare questa lista di omicidi, perché noi li stiamo definendo così,
perché riteniamo che non si possa pensare di trattare le morti sul lavoro come solo morti bianche, ma c'è bisogno che il sistema giudiziario e anche del normativo del Paese venga adeguato. Se da una parte ci sono gli omicidi, c'è il reato di omicidio stradale, ci domandiamo perché non possa essere istituito un reato di omicidio sul lavoro. Questo non perché, lo dicevo anche in altre sedi, vogliamo essere giustizialisti, ma ci deve essere un segnale chiaro da parte della comunità e del Paese in una direzione che è quella di penalizzare chi non rispetta le norme sul lavoro. Se c'è un elemento in questa vicenda dell'ultimo decesso che c'è stato, è che qui abbiamo a che fare con macchinari vecchi, perché purtroppo non si fanno talvolta gli investimenti adeguati, non si mettono le risorse necessarie perché questi macchinari vengano sostituiti, vengano integrati e si verificano poi le tragedie, perché sono figli della comunità, questi non sono solo figli delle loro famiglie o mariti o mogli o padri o madri di famiglia. Allora io un figlio lo tratto in un altro modo, così è, perché io capisco anche l'emozione, il momento in cui tutti siamo stati trasportati dalla vicenda, però i miei figli non gli do un macchinario, un'auto vecchia da guidare, gli faccio la manutenzione, gli faccio la revisione, questo è quello che noi abbiamo bisogno. Quindi regole certe, che vincoli tutti quanti. Abbiamo un sistema normativo sulla prevenzione e la protezione che è di avanguardia, siamo stati antesignani anche in Europa rispetto all'applicazione delle direttive, ci vuole qualcosa di più, non può essere che continuiamo ad allungare questa lunga scia di morti e di infortuni, perché oggi è successo a Treviso, ma quanti ne stanno succedendo ancora in Italia? Purtroppo si continua a morire sul lavoro ed è davvero un dramma questo. Nello specifico della nostra situazione, la situazione di Treviso, se ne è parlato diverse volte anche con l'ULSS 2, no? della Marca trevigiana, per quanto riguarda la situazione degli Spisal. Si è parlato di un rafforzamento dell'organico. In questo senso, Paglini, a che punto siamo? Beh, siamo ancora sotto organico anche allo Spisal, come all'Ispettorato del Lavoro. C'è un tema generale che è quello della forza lavoro disponibile, non si trovano i lavoratori disponibili a fare determinati lavori anche nel pubblico impiego, e quindi questo è un problema importante, grave, perché lì c'è un problema anche di salario, di remunerazione adeguata. Però c'è un tema legato all'implementazione degli organici. Noi verso la fine dell'anno abbiamo firmato assieme alla ULSS 2 e altre categorie e altre organizzazioni sindacali un protocollo importante sulla prevenzione e il monitoraggio proprio dei macchinari, degli impianti. C'è bisogno che quel protocollo venga applicato a tutti gli effetti. Lì abbiamo scritto anche che si devono creare coordinamenti con gli RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali, proprio nell'ottica di favorire quella verifica dei macchinari che dicevo prima, perché se quei macchinari, magari io mi sbaglio, spero che la magistratura, anzi confido assolutamente che la magistratura farà il proprio lavoro e appurerà le responsabilità, però se c'è una cosa certa, nell'edilizia c'è stato un periodo di crisi che non ha consentito la manutenzione e il rinnovamento degli impianti. Ora, quegli impianti probabilmente non sono adeguati agli standard e quindi c'è bisogno che vengano monitorati, verificati e, se necessario, anche fermati. Noi crediamo che non si possa consentire di utilizzare a qualsiasi costo i macchinari, soprattutto in queste condizioni, perché poi i morti sono la cartina di tornasole di qualcosa che non funziona nel sistema. Ecco, quello che lei sta dicendo senz'altro è una cosa che è di fondamentale importanza, ma magari la gente si chiede anche, ne sentiamo parlare davvero da anni, no? Sono tanti anni che si continua a parlare di controlli, di ammodernamento, di formazione, eppure purtroppo si continua a morire. Perché non si riesce a scardinare, insomma, questo sistema nel mondo del lavoro? Perché purtroppo c'è ancora in una grossa fetta del mondo del lavoro e delle imprese di questo Paese il pensiero, la cultura della non responsabilità. Noi riconosciamo a molti
datori di lavoro, a molti imprenditori un grande senso di responsabilità e grandi investimenti nella sicurezza, nella prevenzione, riconosciamo altresì altrettanta irresponsabilità da parte di una grossa fetta del mondo delle imprese e dei datori di lavoro che ritengono che il costo della sicurezza sul lavoro sia solo un costo anziché un investimento. Nel momento in cui succedono questi fatti pagano tutti, perché adesso il cantiere verrà chiuso per un periodo, i lavoratori verranno messi in cassa integrazione, allora mi domando se ha senso questo. Quindi io credo che noi tutti quanti dobbiamo lavorare nell'ottica di far crescere il senso di responsabilità, la cultura della responsabilità, partendo, come l'abbiamo detto molte volte, nelle scuole, però si fa già anche molto lì, anche nelle scuole. Credo che anche l'istituzione di una materia obbligatoria di studi in tutti i livelli scolastici sulla sicurezza per il lavoro potrebbe aiutare, però qua deve passare il principio che non può essere solo la cultura del profitto che prevale su tutto, cioè la cultura del profitto deve coesistere con la cultura della responsabilità, della tutela dei lavoratori, della sicurezza, della responsabilità sociale. Questo è il tema vero su quale dobbiamo tutti quanti lavorare. E peraltro c'è una disponibilità anche da parte del governo ad aprire un tavolo specifico sulla sicurezza, anche considerando le sollecitazioni che abbiamo fatto come CISL, che è quella di rafforzare il sistema di regole, anche di eventuali penalizzazioni nel caso di mancato rispetto, ma non basta, serve prevenzione, serve cultura, serve responsabilità, serve formazione. Ecco, quindi sicuramente un grosso lavoro da fare sulle imprese, ma molto da fare anche sui lavoratori, no? Perché spesso vediamo che sono gli stessi lavoratori, magari pressati dal dover fare presto, dal dover terminare il lavoro velocemente, che non rispettano quelle che sono le normative di sicurezza. Ma guardi, su questo noi siamo stati molto chiari sempre anche con i lavoratori, i nostri associati, e lo diciamo chiaramente: non potete fare come volete, perché se non rispettate le regole voi in primis siete passibili di sanzioni disciplinari, perché è previsto da contratti collettivi che vengano sanzionati se non applicano, utilizzano i dispositivi di protezione individuale, le regole, le procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione interna delle aziende. Certo che però serve anche applicare i contratti collettivi, quindi vuol dire che nei settori specifici dell'edilizia, della meccanica, dell'industria vanno applicati i contratti collettivi di riferimento e non contratti collettivi pirata, perché nei contratti collettivi pirata non ci sono le regole di base della formazione, della prevenzione, delle tutele dei lavoratori. Dopodiché, se il lavoratore non rispetta le regole, lo diciamo noi per primi, va sanzionato. Ci sono i sistemi di sanzioni disciplinari, per cui anche il lavoratore può essere sanzionato, per il semplice motivo che se non rispetta le regole lui mette a repentaglio anche la sicurezza del datore di lavoro. Certo, lei diceva dell'agricoltura, sì scusi, diceva dell'edilizia, poi c'è anche l'agricoltura, no? Come altro settore. È possibile che siano poi peraltro sempre gli stessi, no? I settori nei quali si verifica la stragrande maggioranza degli infortuni, quelli più gravi? Guardi, sull'agricoltura c'è da aprire una parentesi, perché è vero, i due settori più esposti sono l'edilizia e l'agricoltura. Nell'agricoltura c'è anche tutto il fenomeno del precariato legato al caporalato, legato a un'area grigia quasi di fantasmi, di persone che sono fantasmi dentro la società, quindi il sistema dei diritti della cittadinanza è fondamentale per far applicare anche in agricoltura le regole e i contratti collettivi di riferimento. Certo, sull'agricoltura c'è un tema delicato che è legato anche alla stagionalità, quindi alla precarietà, però se si applicano i contratti collettivi che abbiamo sottoscritto come CGIL e CISL anche in agricoltura, si fa formazione, è prevista la formazione specifica, sono previsti gli strumenti specifici per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi non è vero che ci sono settori, come dire, più a rischio di altri, è vero, ci sono settori che sono esposti maggiormente a rischi, ma sono settori che hanno un sistema di regole che, se applicate, consentono la sicurezza di tutti. Certo, grazie, davvero io la ringrazio Paglini per essere stato con noi, le auguro naturalmente buon lavoro, buona giornata. Massimiliano Paglini, grazie segretario a voi, a presto. generale della CISL Belluno Treviso, buon lavoro. Grazie, a voi altrettanto, grazie. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, rimanete con noi.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parlavamo poco fa con il segretario della CISL di Treviso, Massimiliano Paglini, di infortuni sul lavoro, partendo da quest'ultima tragedia che ha insanguinato la Marca, che si è verificata nella cava Mosole a Lovadina di Spresiano. Questo appunto è il primo incidente mortale del 2023. Sul fatto, insomma, abbiamo sentito il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. Sentiamo. Siamo ancora scioccati dall'accaduto e al di là di tutti i discorsi che si possono fare in ordine alla sicurezza sul lavoro, noi siamo profondamente scossi da una famiglia che viene distrutta e abbiamo una ragazza del 97 con la figlioletta del 2019 che si trovano senza marito e senza papà. Con la tragica morte alla cava Mosole del 31enne moldavo Andrei Peripuini, Spresiano perde non solo un lavoratore ma anche un concittadino, visto che insieme alla moglie Michaela e alla figlioletta aveva deciso di vivere in via Vecellio, a poche decine di metri dalle Bandie, in un appartamento messo a disposizione proprio da Remo Mosole. Noi siamo qui, lo siamo in situazioni normali, chiamiamole così, figuriamoci in situazioni di bisogno. Ho sentito che anche Mosole si è subito detto disponibile ad aiutare la famiglia e noi come comune siamo qua. Nella Marca il primo infortunio mortale sul lavoro da inizio anno, con il segretario della CISL di Treviso e Belluno, Massimiliano Paglini, che chiede vengano rafforzate le pene per chi non rispetta le norme sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori, con l'introduzione, dice, di un aggravante per l'omicidio colposo. Un tema sul quale l'attenzione non deve mai calare, un dolore, quello che ha colpito i familiari del giovane operaio moldavo, a cui si uniscono i parenti del 23enne Mattia Battistetti, morto in cantiere a Montebelluna nel 2021, e i membri dell'associazione che porta il suo nome. Proprio il 26 gennaio, giovedì prossimo, in tribunale a Treviso si terrà la prima udienza del processo per la morte del giovane. Lei che idea si è fatto? Ma io credo che ci saranno tutti gli accertamenti del caso. Io credo che tutte le mie aziende rispettino i canoni previsti. È chiaro che tutti quanti, sia le aziende che gli enti preposti, debbono continuare affinché venga garantita sempre la massima sicurezza e si possa arrivare anche alla sicurezza totale, ecco. Ecco, dicevamo dell'altro dramma che si è verificato in provincia di Treviso, perché purtroppo non ce l'ha fatta. Primo Bavaresco si è spento dopo 3 giorni di agonia. L'uomo che sabato scorso nel primo pomeriggio era stato travolto da un tronco tagliato in un terreno di sua proprietà. I fatti in via Monfenera a Pederobba, dove subito dopo l'allarme lanciato dal figlio erano arrivati gli operatori del 118, ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna. Purtroppo, nonostante le cure dei sanitari, l'uomo era ricoverato da sabato in terapia intensiva, non ce l'ha fatta. L'ULSS 2 ha confermato il decesso ieri sera intorno alle 18:30. Profondo cordoglio a Cavaso del Tomba, dove l'uomo viveva con la famiglia ed era molto conosciuto e stimato. Sarebbe diventato nonno tra poco, afferma il sindaco Gino Rugolo. Alla famiglia va il cordoglio di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità. Ed ora la cronaca giudiziaria, perché si è aperto ieri a Treviso il processo a carico di Ronny Levakovic, il 25enne accusato di essere responsabile del tragico incidente nel quale il 24 marzo dell'anno scorso morirono sul terraglio Mara Visentin e Miriam Cappelletto. Il processo è stato rinviato a marzo. Sentiamo. Abbiamo spiegato e anticipato al giudice dell'udienza preliminare che abbiamo in corso un'analisi della vicenda per poter proporre una richiesta di applicazione della pena o laddove non vi sia un adeguato concorso di consenso da parte della Procura, una richiesta di rito abbreviato.
Questa è la strategia della difesa emersa nel corso della prima udienza del processo per omicidio stradale nei confronti di Roni Levakovic, il 25enne che a bordo della sua BMW il 24 marzo 2022 sul Terraglio travolse l'auto sulla quale viaggiavano Miriam Cappelletto e Mara Visentin, uccidendole. Levakovic, che procedeva ad alta velocità, era risultato positivo all'alcol test. Nessuno nega la responsabilità del signor Levakovic, ma occorre, secondo me, per dovere analizzare compiutamente i fattori, la dinamica dei veicoli, le condizioni psicofisiche del Levakovic al momento dell'impatto e in particolare le condizioni che hanno generato un così violento impatto delle povere vittime sulla massicciata stradale. Levakovic non era in aula, ma non si tratta di contumacia. La riforma Cartabia infatti permette la procura speciale. Lui oggi nella sua casa è ancora molto segnato dall'evento, è ancora sotto terapie, è ancora affidato alle cure dei medici e non è certo una persona in grado di attendere da solo alle proprie incombenze. Si muove con le stampelle, tanto per essere chiari. Il 25enne rom finora non ha mai chiesto scusa ai familiari delle vittime. Ma è profondamente addolorato e certamente lo farà nel momento in cui questo non sarà ritenuto qualcosa fatto per ottenere dei benefici, che certamente non intendo ottenere attraverso comportamenti di questo genere. La cronaca giudiziaria ci porta ora a Padova, processato e condannato a 3 anni di carcere un massaggiatore delle terme che ha violentato una 18enne durante un trattamento relax. Ha abusato di una cliente appena 18enne, per questo un massaggiatore di un albergo delle terme è stato condannato dal giudice a 3 anni di carcere per violenza sessuale. La giovane, residente nella zona di Conegliano, nell'agosto del 2021 aveva ricevuto come regalo per il suo 18° compleanno un soggiorno benessere in una struttura termale di Montegrotto, ma la vacanza si è trasformata in un incubo. Durante una seduta relax il massaggiatore 51enne di origine cingalese, che doveva farle un massaggio al corpo, ha iniziato a baciarle e a toccarla nelle parti intime. Atterrita, la ragazza è rimasta in balia dell'uomo per circa 50 minuti. Scossa e sotto shock, è riuscita solo dopo qualche settimana a raccontare tutto ai genitori, che si sono rivolti ad un avvocato di Treviso e hanno denunciato il massaggiatore alla procura di Padova, che ha aperto un'indagine e avviato il processo che ha portato alla condanna con rito abbreviato. La 18enne si è costituita parte civile e potrebbe ottenere anche un risarcimento danni. A Torre di Mosto ora con la cronaca, perché il direttore di un supermercato, il supermercato CRAI del paese, è stato aggredito e rapinato, è accaduto l'altra sera all'orario di chiusura. Stavo salendo in macchina e in quel momento ho sentito una sgommata di un'auto che mi si è piazzata proprio lì vicino. Sono scesi 2 individui più poi un altro in seguito, e uno mi ha dato un pugno qua nella fronte e poi mi hanno dato anche 2 sprangate con una barra di legno, non so cos'era. Mancavano pochi minuti alle 20 e il CRAI di Via Molino a Torre di Mosto aveva chiuso da poco e il direttore Andrea Panzarin, come ogni sera, appena dopo le sue colleghe, stava uscendo con in mano l'incasso della giornata quando è stato brutalmente aggredito dai rapinatori. Mi hanno detto solo fermo. E poi ne sono addosso, sì. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini di videosorveglianza del locale e delle altre attività vicine, e non è la prima volta che il supermercato subisce una rapina. Nel 2001 abbiamo subito un'altra rapina e questa volta sono entrati proprio da questa entrata e con le pistole in mano ci hanno intimato di dargli la cassa. E lì mi hanno dato le casse, quello che c'era, e se ne sono andati. È una cosa che colpisce il cuore, e l'azione infelice, un'azione che da noi non siamo abituati a ricevere. Ecco. Io sono qua da poco, quindi però ho sentito che è capitata un'altra volta. La paura c'è sempre, però speriamo non succeda più. I carabinieri sono intervenuti pochi minuti dopo la rapina e sono immediatamente stati attivati posti di blocco. Il direttore invece, dopo alcune ore di osservazione al pronto soccorso di Portogruaro per la forte contusione, è stato dimesso e oggi è tornato al supermercato, anche se i segni dell'aggressione sono ancora chiaramente visibili. Sono stati molto rapidi, però non mi aspettavo una cattiveria del genere.
Ed ora il commento del primo cittadino Maurizio Mazzarotto che all'indomani della rapina parla appunto di un gesto particolarmente grave e intanto dice il sindaco l'obiettivo è quello di implementare la videosorveglianza sul territorio. Abbiamo fatto la richiesta. Un gesto che fa male, commenta così il primo cittadino di Torre di Mosto che stamattina ha appreso della rapina ai danni del direttore del supermercato, malmenato ieri sera dai malintenzionati che gli hanno rubato l'incasso a fine giornata. Stamane si è messo in contatto con il presidente della cooperativa che gestisce il supermercato per manifestare la sua vicinanza. Incredulità e preoccupazione nelle sue parole. Si tratta di un evento che coinvolge una cittadina che conta poco meno di 5.000 abitanti. Preoccupato sicuramente per questo fatto, perché insomma dopo tutto sono dipendenti ma sono anche cittadini e amici, li conosciamo, insomma ecco, non è che non siamo impensieri per loro. Speriamo insomma che le forze dell'ordine possano attraverso le telecamere, anche insomma quelle nostre ma anche degli esercizi vicini, possano capire e insomma andare a fondo, riuscire almeno a individuare questi personaggi, insomma questi malviventi. Intanto sul fatto indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della zona, sistema di videosorveglianza che il sindaco stesso ha già chiesto possa essere implementato. Abbiamo fatto la richiesta di ulteriori telecamere nel territorio e abbiamo fatto anche un incontro la settimana scorsa con il prefetto, hanno accolto la nostra richiesta e per implementare un servizio di controllo di sicurezza videocamere e speriamo che ci vengano anche finanziate, insomma, ecco, per aumentare questa capacità di controllo, di protezione, insomma, ecco, del territorio. E parliamo ora di maltempo che sta caratterizzando anche la nostra regione con piogge sparse in tutta la pianura e nevicate in montagna anche a fondovalle, a quote collinari. Neve naturalmente che è accolta con entusiasmo dagli operatori della montagna. Ci colleghiamo quindi con Gallio, andiamo sull'altopiano di Asiago dove vedo collegata Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, ci troviamo a Gaglio nell'impianto delle Melette con il collega Andrea Benetti che ringrazio per la collaborazione tecnica. Con me c'è il sindaco di Gaglio Emanuele Munari che ringrazio per essere qui con noi e anche il direttore tecnico di questo impianto Gianni Bonetti. Ecco, sindaco, scusi la cortesia, volevo chiedere al direttore tecnico come sono le piste. Ieri ha nevicato, una nevicata che era molto attesa anche perché insomma c'era preoccupazione dopo le temperature che hanno caratterizzato le feste. Le piste come sono adesso? Diciamo che questa mattina con il sole, che adesso è andato via un attimo, bellissime, ha fatto un 25 cm di neve in questi ultimi 2 giorni, freddo perché eravamo meno 10 questa mattina, perciò chi sta sciando in questo momento e questa mattina si è divertito molto perché la neve era bellissima e spettacolare. Ecco, tra l'altro insomma il direttore ci ha girato alcuni video che poi vi faremo vedere nei servizi di questa sera di com'è la situazione proprio anche in alto, arriviamo circa a 1800 metri. Vi assicuro che c'è stato un andirivieni di sciatori anche oggi è mercoledì, una stagione da incorniciare, sindaco. Sì, detto bene, una stagione veramente con i fiocchi, è un flusso di turisti e anche di sciatori impressionante che non si vedeva dagli anni record, dagli anni boom, quindi 80 e 90. Le Melette poi sono state anche chiuse per varie vicissitudini, ma oggi sono ritornate in grande stile e il brand Melette ha saputo, dopo l'ammodernamento, ha saputo attrarre ancora numerosi turisti, numerosi appassionati di sci che salgono a Gaglio sull'altopiano proprio per godere di questa meravigliosa schiarea. Ecco, lo diceva il sindaco, diciamo ristrutturazione nel 2018, poi il 2019 e voi avete riaperto nell'anno del Covid, insomma. Sì, l'anno del Covid, se eravamo pronti per partire, chiaramente siamo stati bloccati. Però poi l'anno dopo, l'anno scorso, abbiamo il primo anno praticamente di gestione della stazione e devo dire abbastanza bene anche se era carenza di neve. La società in questi 2 o 3 anni ha investito molto, sia sulla parte tecnica, piste, innevamento e sulle baite chiaramente, è stato fatto un grosso lavoro
e questo ci sta ripagando degli sforzi fatti, e devo dire che la gente sta ripagando proprio del lavoro che stiamo mettendo in campo. Ecco, noi oggi abbiamo trovato tanti sciatori che arrivano dalla zona, alcuni dal Padovano, però l'altopiano probabilmente arriverà a 500.000 di presenze, veramente c'è una vocazione molto forte che si è riscoperta, forse il Covid l'ha fatta riscoprire. Beh, diciamo che il Covid ci ha dato una mano paradossalmente, perché ha fatto riaprire tutte quelle seconde case che magari per vari motivi non erano più tanto aperte o poco frequentate. Con il Covid la gente è scappata in altopiano per godersi quel poco di libertà che ci era concessa, e quindi da lì c'è stato questo incremento. Oggi per esempio a Gaglio non si trova un appartamento né da affittare né da comprare, quindi questo la dice lunga sugli sforzi messi in campo dalle amministrazioni comunali e su quello che oggi poi è il risultato sotto gli occhi di tutti, con le presenze in aumento, e contiamo di poter sempre presentarci agli occhi del turista in grande forma, in grande stile, ma soprattutto sempre belli, freschi e pronti. Ecco, ci sono tra l'altro altre idee proprio per quest'area, il sindaco. Sì, l'idea è di concerto con la Schiara, che è la concessionaria di questo impianto. Stiamo provvedendo l'innevamento artificiale, cioè l'adduzione dell'acqua dal comune di Gaglio, dal paese di Gaglio fino qui alle Melete, per poter garantire negli anni un po' di scarsa nevicate magari anche un innevamento artificiale di un certo rilievo, e poi perché no magari un ulteriore impianto che da Gaglio potrebbe salire direttamente dal centro di Gaglio proprio qui alle Melete. Sognare non costa nulla, noi ci proveremo. Ecco, ovviamente voi contate su altra neve. Beh, chiaro. Noi abbiamo l'impianto di innevamento, abbiamo su 2 piste, garantiamo chiaramente la neve, e aspettiamo sicuramente altra neve. Attualmente siamo, direi, messi bene quel che riguarda le piste. E un'altra cosa che volevo aggiungere, quest'anno la società delle Melete ha fatto uno sforzo enorme nel mantenere i prezzi dei nostri ski pass come l'anno scorso, praticamente, quando con i problemi caro energia abbiamo avuto delle difficoltà anche noi, però è stato deciso di seguire questa strada e ci sta dando un grosso riscontro, perciò siamo contenti di questo. Ecco Marta, non so se hai altre domande da studio. Beh, mi pare sia stato detto tutto dai tuoi ospiti, Chiara, naturalmente con l'augurio che in montagna continui a nevicare in maniera tale da poter portare il più avanti possibile questa stagione, insomma, che mi pare di capire si preannunci già come una stagione di record. Grazie a Chiara Gaiani, a Federico Cibotto. Grazie a voi, un saluto da Gaglio. Un saluto a voi. Noi ora abbiamo una notizia di cronaca che arriva da Venezia, ed a rendere la nota è stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con una nota nella quale ringrazia a nome della città e del personale l'autista della CTV per aver affrontato con grande coraggio e lucidità una situazione di pericolo. L'episodio che è accaduto ieri sera è il seguente: un uomo armato di coltello è salito a bordo di un autobus pubblico e l'autista ha finto un guasto per poter consegnare il passeggero alla polizia. Complimenti davvero per non essersi fatto impaurire, insomma, da questa situazione, dice il sindaco Brugnaro, lodando appunto la presenza di spirito dell'autista. E continuiamo con la cronaca, andiamo a Padova ora, perché vedo abbiamo in collegamento Valentina Visentin da un quartiere, il rione Pio X, che come denunciano i residenti sembra ormai essere davvero ostaggio di una baby gang. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, io mi trovo proprio nella piazzetta che è all'interno di questo complesso di condomini Ater in via Maroncelli, rione Pio X, a pochi passi dalla Stanga qui a Padova. Adesso vedete è tranquillo, ma è quando cala il buio che iniziano i problemi in questa piazzetta. Qui si ritrova quotidianamente una baby gang, ragazzini giovanissimi tra i 14 e i 18 anni, consumano alcol e droga, danneggiano la piazza. Vedete infatti i lampioni che sono
stati infranti e buttati a terra, mentre tutto attorno, nei cestini e nell'erba, bottiglie di superalcolici e i segni, insomma, dei bagordi. Tanti residenti che hanno denunciato questa situazione di difficoltà. Negli ultimi mesi la situazione è diventata sempre più difficile perché sono diventati più violenti i ragazzi che si sono non solo insultano i residenti che cercano di allontanarli, chiedendo anche di spegnere e di abbassare la musica ad alto volume fino a tarda serata, ma sono passati dalle parole ai fatti, lanciando anche delle bottiglie. Molti hanno paura di parlare, ma qui con me c'è il signor Francesco che abita in uno di questi appartamenti e che insomma da questa estate la situazione è andata via via peggiorando. Sì, è peggiorata perché purtroppo noi non abbiamo una macchina mobile dei vigili o della polizia. Loro passano, per carità, non si può dire niente, però dovrebbero fermarsi quando noi abbiamo fatto le nostre dimostranze per quanto riguarda con tutti i cittadini che sono qua, va bene, sono 90 e oltre famiglie. Quindi non siamo solo noi, perché ci sono anche gli esterni, perché questi signori non è che si fermano solo qua. Qua si fermano come punto di ritrovo è quello che possono fare. Perché quando è brutto tempo, per esempio, si nascondono... Si buttano qua sotto qua. Ecco, tante volte li abbiamo trovati proprio sdraiati per terra e ci obbligano ad aggirarli perché loro devono stazionare qua. O se riescono finalmente a spostarsi, se ne vanno sotto perché hanno dei loro interessi, perché tante volte hanno aperto le cassette, sia questi dell'Enel, sia quello del gas. Nelle cassette della posta cosa trovate? E noi tante volte troviamo dei vetri rotti e dobbiamo stare attenti a quello che prendiamo. Quindi queste qua, vede che sono quasi tutte rotte, cioè, e questa qua per esempio la prendono come un rifugio, questa qua che è rotta, però qualcuno è riuscito a chiuderla, ma se no la aprono. Ci buttano dentro anche droga? Sì. Non parliamo poi di questo che è più grande, sotto, li riempiono. Qua dentro qua è la stessa cosa, anche i postini si trovano... Dice, noi non possiamo stare qua a stare attenti a cosa dobbiamo mettere dentro, noi li mettiamo e basta, andiamo via. Tanti qua dentro non entrano neanche, perché hanno tutte le ragioni possibili. Non gli si può dire no, non è vero, lo sappiamo. Senta, signor Francesco, questa piazza, qui c'è anche un centro anziani, ma voi avete paura di uscire? Allora, no, gli anziani... al 65 sono rimasti là, che vengono il pomeriggio, si fanno la loro partitella, giocano a tombola. C'è un po' più di timore perché questi ragazzi sono diventati più violenti. Sono venuti, cioè non vengono più come una volta il pomeriggio alle 3 si riunivano qua e si passavano quelle 3 ore, va bene, per... Ma cosa è successo quest'estate? Allora, quest'estate hanno iniziato come fanno adesso. In che senso? Che dopo le 4, arrivano alle 4, hanno adesso una cassetta per la musica. Riuniscono 3 cellulari con Bluetooth, va bene, li inseriscono sulla cassetta e vanno avanti fino alle 10, 11 con sta musica a tutto volume. Ma vi hanno lanciato anche bottiglie, sì, uova? E anche le uova da questa parte qua, all'ultimo piano e al primo piano chi c'è arrivato con le uova. Ma noi li abbiamo visti, li abbiamo trovati sul nostro terrazzo. Cioè, Ma vediamo che stanno anche pulendo quello che i resti dei... Tanto quando noi lo chiamiamo, perché lui lavora qua, quando deve venire... a tutte e 4 le palazzine, perché queste sono 4 palazzine, comune e Ater. Qui abbiamo il comune e Ater, però tutto sovvenzionato dall'Ater. Quindi qui abbiamo dei locali che prima erano affittabili, c'è qualcuno che ogni tanto chiede se è affittabile qualcosa.
Ma come nessuno, lo sappiamo noi. ma nessuno viene più, insomma, vediamo che è tutto vuoto. È tutto vuoto perché qua dentro la parte rotonda, qualcuno deposita qualcosa. Un'ultima cosa, poi la lascio andare. sì, Cosa chiedete al comune di Padova? Al comune di Padova noi non è che chiediamo chissà che cosa, quello è un lampione. Hanno giocato a pallone con quello. Con il lampione? Con il lampione, sì. A tante volte li troviamo anche per terra perché li strappano. Per cattiveria. Devono passare il tempo. Si fermano qua per passare il tempo. Non hanno altri sfoghi, perché lo sfogo principale prima era la chiesa, la parrocchia. La parrocchia non li vuole più, perché giustamente se tu devi venire qua e devi rompere a tutti quanti quello che i sacri crismi, diciamo, non ti accetto più. E hanno ragione. Ringraziamo il signor Francesco, insomma una situazione di disagio giovanile che purtroppo con la pandemia, come vi abbiamo già più volte raccontato, si è aggravato con questi ragazzi che per mesi sono stati senza socialità e adesso insomma fanno i conti con questa invece socialità più aggressiva e più violenta. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento. Noi continuiamo con la cronaca e andiamo a Mestre, dove si registrano purtroppo anche lì nuove incursioni della banda del Tombino, in particolare nell'area di Viale San Marco. I negozianti chiedono maggiori controlli, in particolare nelle ore serali, quando i locali appunto vengono chiusi. Ormai fa buio presto e quindi la preoccupazione cresce. Sentiamo. Non si parla d'altro qui in Viale San Marco. Tra i negozianti la preoccupazione per il tema sicurezza è tangibile, anche alla luce delle ultime incursioni della banda del Tombino, che ha preso di mira diverse attività della zona, tra cui l'alimentari poco prima di via Zanotto, in cui i malintenzionati qualche notte fa hanno sfondato la vetrina con il Tombino. C'è anche tra i negozi in zona chi ha trovato all'indomani del tentato colpo un tombino appoggiato fuori dalla vetrina. Noi siamo stati avvertiti dal signore che abita qui sopra che ha trovato il tombino tolto dalla sua sede e appoggiato vicino al suo portoncino e si presume che abbiano tentato. Io ho la fortuna di avere le serrande a differenza di tanti colleghi, però comunque si è sempre costantemente con l'occhio attento e timore, e la sera non si esce sempre un po' di corsa con la macchina vicina, ci si accompagna dove si può, se ci si deve allontanare senza stare da sole. Negozianti che si mettono al riparo come possono, l'abitudine è quella di lasciare in cassa poche monete. Soldi non ce ne sono mai qui dentro, non capisco come mai, sono ragazzi un po' così secondo me. La serie di spaccate e furti preoccupa i negozianti che chiedono maggiori controlli, specie dopo la chiusura serale dell'attività. Vogliamo più sicurezza in questa zona, perché ci sono tanti ladri, tanti negozi che sono rotti, vengono a sfassare tutto, anche delinquenti e drogati. Onestamente se dovessi fare la chiusura da sola mi chiudo dentro prima. Cioè evito di tenere la porta aperta se sono da sola. Un maggior controllo e passaggio di pattuglie, soprattutto la sera, perché dopo le 8:30 così non c'è più un passaggio di persone e perciò la zona è un po' vuota e si è sempre a rischio di tutto. E poi ogni sera quando si chiude, come noi abbiamo il plateatico fuori con i vetri e cose, ogni giorno ci chiediamo chissà domani se troveremo qualche sorpresa. Questa dunque è la cronaca dal veneziano. Noi ora cambiamo argomento con il nostro prossimo ospite. Abbiamo collegata, la ringrazio per essere con noi, Claudia De Marco, Federconsumatori Treviso. Buongiorno.
lei, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Un argomento di grandissima attualità, quello del quale cominceremo a parlare ora con lei, che è appunto quello dei rincari che si stanno abbattendo sulle famiglie e non solo, carburanti, bollette, energia, alimentari, perché insomma anche la spesa alimentare abbiamo visto nell'ultimo mese è cresciuta ulteriormente, quindi famiglie sempre più in difficoltà. Sì, allora, a fronte di una rilevazione Istat che vede ormai un'inflazione galoppante, l'ultima rilevazione attesta l'inflazione su base annua all'11,6%, ecco, il nostro osservatorio prezzi nazionale ha calcolato che a fronte, se dovessero essere confermati questa tendenza, gli esborsi, i maggiori esborsi per nucleo familiare supererebbero i 3.400 euro su base annua, quindi una cifra spropositata. Diceva bene lei gli aumenti nel settore anche alimentare, tant'è che abbiamo registrato un calo di quasi il 17% nel consumo di carne e pesce e un quasi 13% per quello di frutta e verdura. Inoltre quasi il 46% dei cittadini tende ad acquistare prodotti in scadenza che sono ovviamente meno costosi. Come associazione noi avevamo proposto nuovamente anche a questo governo almeno una revisione delle aliquote IVA e il congelamento dell'IVA, proprio l'abbattimento almeno sui beni di prima necessità, e questo avrebbe comportato secondo noi una diminuzione di esborso di quasi 530 euro, e che rispetto ai 3.000 forse è una goccia, però insomma sarebbe stato un aiuto soprattutto sui beni di prima necessità e quindi un aiuto alle famiglie in condizioni più disagiate. Questo ancora non è avvenuto, ma insomma ci auguriamo che provvedimenti vengano presi sia sul controllo dei prezzi sia sulla prevenzione e l'aiuto alle famiglie. Ecco, sul fronte bollette, no? Perché adesso stanno cominciando ad arrivare le bollette, quelle più pesanti, insomma quelle dell'inverno, anche perché diciamo tutto sommato l'autunno, almeno per fortuna dal punto di vista proprio economico, non è stato particolarmente rigido e quindi si è usato meno il riscaldamento rispetto al passato. Ora insomma comincia pure a fare freddo e le bollette sono inevitabilmente, no, destinate a aumentare, non fosse altro perché aumentano i consumi. Sì, diciamo che l'andamento comunque dei consumi è più basso rispetto alle previsioni e questo è il motivo per cui la tendenza, almeno all'ingrosso del costo del gas, sta diminuendo. Gli effetti in bolletta ancora non si vedono, tant'è che l'ultimo aggiornamento dell'autorità garante proprio per il settore luce, gas, acqua e asporto rifiuti, l'ARERA, ha stabilito un aggiornamento che comporta un ulteriore aumento del 23% dei costi. La luce invece già da dicembre per il prossimo trimestre costerà un 19% più o meno in meno. Quindi ci auguriamo che presto possano essere aggiornate al ribasso anche le tariffe del gas. Teniamo comunque conto che su base annua, cioè i 12 mesi prossimi rispetto a quelli equivalenti dell'anno scorso, comporterebbero comunque per il gas una spesa di oltre 1.866 euro, in aggiunta ovviamente ai costi quelli che paghiamo normalmente, e un più 67% anche per la luce elettrica. È sotto gli occhi di tutti stiamo ricevendo in questo periodo appunto le bollette per i consumi dei mesi appena passati, con delle tariffe ancora veramente molto alte. Certo, questi aggiustamenti e diminuzione ad esempio del costo dell'elettricità sarà visibile subito per tutti quegli utenti che sono ancora nella maggior tutela, perché chi invece è nel mercato libero bisogna vedere contratto su contratto come viene calcolato il prezzo in fattura. Ci sono contratti a prezzo fisso e altri a prezzo variabile, bisogna anche lì
fare un'attenta verifica nel momento in cui ci arrivano le bollette. Ecco, una domanda le riporto che ci hanno fatto vari telespettatori, perché anche noi insomma in redazione riceviamo tante chiamate, magari soprattutto di persone anziane che chiedono informazioni, dicono: ma io come faccio a capire se sono mercato libero o mercato tutelato, che cosa devo fare? Anche perché sappiamo che in queste settimane stanno arrivando anche molte segnalazioni di molte telefonate da parte di operatori, no? Che chiedono di cambiare, piuttosto che il porta a porta di coloro che suonano e chiedono di verificare le bollette e fanno delle proposte per cambiare operatore. Come si fa a capire esattamente e a che cosa soprattutto bisogna prestare attenzione per evitare sgradite sorprese? Per la fornitura di luce è Servizio Elettrico Nazionale che fornisce la luce in maggior tutela, e quindi tutti gli altri operatori sono nel mercato libero. Per quanto riguarda il gas è scritto in fattura, tendenzialmente sulla prima facciata della bolletta, però c'è chi lo inserisce anche nella seconda, quindi insomma un attimo di attenzione alla lettura, però è indicato se siamo nel mercato libero oppure in quello tutelato. Attenzione, ecco, ai contratti telefonici. Tra l'altro ci è giunta notizia che c'è anche qualcuno che prova a fare contratti a nome della Federconsumatori. Noi ovviamente non facciamo contratti, ci tengo a sottolinearlo, e men che meno diamo indicazioni sulla società con cui farlo. Quindi se venite contattati da sedicenti operatori Federconsumatori che vi propongono contratti, vi preghiamo anzi di segnalarcelo, perché provvederemo a fare le denunce nelle corrette sedi. Detto questo, importante, come diceva anche lei, appunto quando suonano a casa o ci telefonano, noi consigliamo di non accettare i contratti fatti telefonicamente o sulla porta di casa. Perché? Perché tendenzialmente sono fatti di fretta, non ci consentono di vedere tutte le clausole, e soprattutto in questa fase storica specifica dove purtroppo ci sono un proliferare di operatori sul mercato dell'energia, è importante prendersi del tempo per controllare tutte le clausole, per vedere come viene stabilito il prezzo, per quanto tempo noi lo andiamo a stabilire. Perché ci sono società che adesso fanno sottoscrivere contratti a prezzo bloccato con i costi di adesso, pluriennali, parliamo anche di 3-4 anni. Noi ci auguriamo, insomma, e lo si vede da questi primi positivi accenni dell'ARERA, ci auguriamo insomma che i prezzi possano calare, quindi bloccarlo per diversi anni in questa fase storica probabilmente non è proprio la cosa più corretta da fare. È vero che si può sempre cambiare operatore, però è bene evitare di fare contratti affrettati. Ricordo poi tra l'altro che la maggior tutela, e quindi non c'è nessun tipo di fretta, nessuno staccherà né la luce né il gas, finirà a gennaio dell'anno prossimo. Quindi fino ad allora, se siamo nel mercato tutelato, possiamo stare tranquilli e continuare ad utilizzare le tariffe proposte dall'ARERA, che in questo momento non sono particolarmente basse, ma sicuramente sono molto più trasparenti rispetto a tante proposte che vediamo sul mercato libero, dove è veramente molto difficile poi andare a capire come ci hanno calcolato il costo dell'energia applicato in fattura. Ecco, qualora uno fosse sul mercato libero, può fare anche il cambiamento al contrario, cioè passare al mercato tutelato? Per il momento sì. Però appunto il mercato tutelato è in scadenza l'anno prossimo. Come associazione noi siamo sempre stati fortemente contrari alla fine del mercato tutelato, non fosse altro che per questioni di appunto, come dicevo prima, di trasparenza e di confronto delle tariffe rispetto al mercato libero. Inoltre, come ricordava correttamente lei, soprattutto per le persone anziane, per le persone più fragili, poter avere un punto di riferimento certo ci sembra assolutamente indispensabile, perché purtroppo da quello che abbiamo visto finora sul mercato libero
nel nostro paese, anche nell'ambito del mercato dell'energia, luce e gas, appunto la correttezza non è proprio così diffusa, cioè problemi ce ne sono tanti, sia poi sul conteggio, sul calcolo, sui prezzi applicati. Quando c'è un reclamo, non tutti gli operatori sono attrezzati con un servizio clienti adeguato e di cura del cliente anche nei momenti di difficoltà. Il fatto di avere un mercato tutelato che ha dei canali ben precisi, dove appunto i prezzi vengono stabiliti da un'autorità, ci sembra un elemento di positività anche per il mercato libero. Ecco, distacchi delle utenze, ne sentiamo parlare ultimamente anche con grande terrore, no, da parte di molti residenti in condominio, nel caso magari di morosità di qualche condomino. È proprio così, cioè anche chi paga la bolletta può rischiare, insomma, di rimanere al freddo o al buio se qualcun altro nel palazzo non paga? Allora, questa è un'altra delle richieste che abbiamo fatto ormai da mesi a questo governo e anche a quello precedente, cioè sospendere i distacchi per morosità, perché molto spesso in questa particolare frangente non si tratta di cattiva volontà o indifferenza, cioè perché sono proprio nuclei familiari che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. E conseguentemente, collegato a questo, anche avremmo chiesto un piano con garanzie per poter rateizzare il più a lungo possibile le fatture in emissione. Per quanto riguarda i condomini, se l'utenza è condominiale, sì, ci sono ovviamente dei problemi come possono esserci per le spese appunto condominiali, servizi comuni, eccetera. Quindi lì è un problema più di rapporti condominiali o con l'amministratore piuttosto che una cosa che possa essere gestita in prima persona dal diretto interessato. Certo, sulla questione, diciamo, di contenziosi c'è anche un altro argomento che è particolarmente caldo in queste settimane, in questi mesi anche, lo possiamo dire, che è quello del super bonus 110%, ora ridotto al 90%, anche se comunque chi aveva fatto le delibere condominiali, no, prima mi sembra sia il 25 di novembre se non erro la data, può comunque usufruire dello sconto maggiore, quello del 110%. Ancora problemi? Che cosa sta succedendo? Il problema è che di fatto una norma che aveva degli scopi sicuramente positivi, una modernizzazione degli edifici e soprattutto in vista di un risparmio energetico, quindi in transizione ecologica e quant'altro, si è rivelata nel tempo purtroppo un ginepraio per le persone che hanno deciso di usufruire di questa strada per appunto avere migliorie sulla propria abitazione. E tra l'altro in provincia di Treviso siamo anche particolarmente fortunati perché c'è una grossa azienda, Casa Zero, appunto, che è ben nota per tutti i problemi che ha creato. Quindi da un lato abbiamo proprio numerose persone che vengono da noi perché hanno pagato per avere una consulenza di fattibilità e questa consulenza di fattibilità è arrivata magari ad agosto, quando entro il 30 settembre andava fatta la prima tranche di lavori. Altri, e forse lì è ancora peggio, hanno ancora le impalcature in casa e non gli sono stati effettuati i lavori. Oltre a tutti questi aspetti che riguardano la materia proprio civilistica, di diritto civile, quindi noi stiamo seguendo grazie alla collaborazione con i nostri avvocati convenzionati, c'è un problema che ci preoccupa forse ancora di più, che è il rapporto con l'Agenzia delle Entrate, perché se nel proprio cassetto fiscale risultano dei crediti già attivi, nonostante i lavori non siano stati effettuati, potrebbero esserci insomma delle conseguenze anche da quel punto di vista.
Quindi anche in questo caso noi consigliamo a tutte le persone che si trovano in difficoltà quantomeno di provare a sentire un'associazione dei consumatori per capire se e cosa si può fare e inviare comunque una diffida ad adempiere alle società, in modo da metterci un po' a riparo da possibili successive conseguenze. In realtà anche Agenzia delle Entrate, essendo proprio un argomento nuovo, non sappiamo come agirà in questi casi, perché in alcuni ci sono anche indagini della Guardia di Finanza in corso e quindi ricordo il caso di Casa Zero, ad esempio, c'è anche un sequestro in corso, quindi bisognerà vedere anche in questi casi specifici come intenderà agire l'Agenzia delle Entrate. Però ecco, è una questione da non sottovalutare, quindi anche da questo punto di vista consigliamo di entrare nel proprio cassetto fiscale e di fare le verifiche del caso ed eventualmente muoversi rapidamente attraverso l'appoggio delle associazioni dei consumatori o di un legale. Ecco, ma quindi il credito può essere preso, diciamo, prelevato dal proprio cassetto fiscale da quell'ente o chi abbia, al quale insomma la persona ha ceduto il credito solo al termine dei lavori oppure anche in corso d'opera? Perché in corso d'opera, infatti questo è il problema, che molto spesso abbiamo potuto vedere, accedendo con SPID o CIE, insomma, con i nostri associati al loro cassetto fiscale, che il beneficio era già stato preso nonostante i lavori non fossero stati fatti. Qui si aprono poi diversi scenari perché appunto essendoci delle indagini in corso bisognerà vedere poi se ci saranno anche gli estremi penali per procedere nei confronti di alcuni di questi soggetti che purtroppo, devo dire, sono nati come funghi senza nessun tipo di controllo anche sulla solidità economica, patrimoniale, finanziaria e quindi il nostro timore è che anche ricorrendo per le vie legali possa non essere così semplice arrivare a un esito positivo per i consumatori. Ecco, che consiglio si sente di dare quindi a coloro che magari stanno intraprendendo proprio adesso questa strada, no? Perché comunque il superbonus pur ridotto continua e peraltro molti potrebbero anche essere, come dire, invogliati ad efficientare la propria casa, visto peraltro, no, questa idea dell'Europa della quale si sta parlando da settimane di emanare insomma un provvedimento che renda obbligatorio l'efficientamento energetico delle abitazioni energivore entro 7 anni, quindi magari più di qualcuno sta pensando meglio approfittare di questa opportunità prima di trovarsi magari a dover sborsare delle cifre ancora più alte. Allora, il consiglio più generale è quello di farsi consegnare preventivamente tutta la documentazione contrattuale e leggerla con grande attenzione. A chi rivolgersi? Soprattutto direi ad aziende note piuttosto che a società magari anche che vengono da altri territori anche lontani e poi verificare quantomeno il patrimonio dell'azienda giusto, e da quanti anni è in attività, giusto per capire se può essere un soggetto affidabile oppure no. Abbiamo società che hanno dei capitali sociali risibili e che quindi in caso di difficoltà ovviamente non sono in grado con il loro patrimonio di rispondere ai consumatori coinvolti. Questi sono i primi suggerimenti e affidarsi anche qui a tecnici noti e anche in questo caso sempre con preventivi e trasparenza nelle clausole. Se c'è qualcosa che non capiamo, chiediamo. Perché una volta sottoscritto il contratto purtroppo poi rivederlo o annullarlo è più complicato, insomma, in ogni caso. Certo. E poi in caso di
problemi, immediatamente segnalare la problematica. Ad esempio noi abbiamo persone che prima di venire da noi avevano già inviato magari raccomandate, PEC, eccetera, quindi è possibile dimostrare anche una storicità dei reclami effettuati. Altri invece che si sono limitati a effettuare delle telefonate. Le telefonate purtroppo non hanno alcun valore e quindi di fatto vi è una comunicazione fatta in ritardo rispetto all'evento stesso. Quindi attenzione sia nel momento della sottoscrizione e poi tenere d'occhio che tutto segua le tempistiche e i costi previsti. Io la ringrazio per essere stata con noi ed averci fornito anche questi preziosi consigli e suggerimenti che sicuramente sono molto importanti da tenere presente. Grazie. A voi per la disponibilità e la possibilità insomma di parlare poi con tutti i telespettatori di questi argomenti che noi poi trattiamo allo sportello quotidianamente. Grazie a Claudia De Marco, Federconsumatori Treviso. Buona giornata e buon lavoro. Noi continuiamo ancora con la cronaca che ci porta a Vicenza, dove una discoteca è stata chiusa per 10 giorni dal questore in conseguenza di una violenta rissa scoppiata lo scorso fine settimana nella zona industriale di Vicenza. Peraltro sono ancora in corso le indagini per risalire agli autori degli scontri. Sentiamo. Movida violenta. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, usa il pugno di ferro. Chiusa per 10 giorni una discoteca in via del Commercio. Gli accertamenti di carattere amministrativo che sono stati fatti fino a questa mattina mi hanno consentito e determinato ad applicare questo provvedimento di chiusura in base all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, proprio per far fronte a una gravissima situazione di compromissione dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gli investigatori intanto stanno portando avanti le indagini per stringere il cerchio attorno ai responsabili dell'ultima maxi rissa, una trentina di giovani, in buona parte stranieri, che si sono affrontati in prossimità della discoteca in maniera particolarmente violenta. Secondo i testimoni, qualcuno avrebbe utilizzato anche armi improprie come cacciaviti e persino strumenti che avrebbero rilasciato scariche elettriche tipo taser. Uno dei testimoni avrebbe raccontato di essersi allontanato in tempo per non essere coinvolto negli scontri, ma la sua vettura è stata presa a calci sulla portiera. Adesso gli uffici della questura stanno analizzando altre testimonianze, stanno analizzando dei filmati che possono essere utili, che riteniamo possono essere utili per identificare i partecipanti alla rissa. Lo scontro è stato talmente violento da richiedere l'intervento congiunto della questura e della SETAF dei carabinieri, ma quando hanno sentito arrivare le forze dell'ordine, i giovani coinvolti nella rissa si sono subito allontanati. Adesso, grazie ai video girati coi cellulari, alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori stanno lavorando per risalire ai protagonisti dello scontro, che non è il primo che si verifica a Vicenza. Insomma, un fenomeno anche sociale che però non è ammissibile. Da qui la tolleranza zero del questore. Personalmente ritengo che si debba intervenire in maniera decisa e drastica, cosa che ho sempre fatto e continuerò a fare anche nel futuro. E blitz della polizia a Padova nei casolari abbandonati. Vediamo. È iniziata questa mattina all'alba un'operazione antidegrado nei casolari della città. Le volanti della questura insieme all'unità cinofile e al reparto prevenzione crimine hanno perquisito alcune strutture abbandonate. È stato nuovamente ispezionato lo stabile industriale in disuso in via Goldoni. Qui sono stati trovati giacigli di fortuna oltre a spazzature e sporcizie ovunque. Situazione analoga in un capannone poco lontano. 2 stranieri clandestini e pregiudicati invece sono stati trovati in 2 baracche tra i rifiuti in via San Marco poco lontano. In un'altra struttura abbandonata sono stati individuati altri 2 sudanesi senza fissa dimora. Giacigli di fortuna ritrovati anche in alcuni casolari in via Castimabile, via Corrado e via Perosi. Controlli straordinari delle forze dell'ordine, siamo ancora a Vicenza, è stato espulso uno spacciatore trasferito al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari, era stato arrestato ad ottobre con 62 dosi di cocaina ed eroina.
Pregiudicato di nazionalità nigeriana, dopo essere stato colpito da un ordine di trattenimento presso il centro permanenza per i rimpatri emesso dal questore, verrà nei prossimi giorni rimpatriato in aereo in Nigeria. Si tratta di un uomo da poco scarcerato dalla casa circondariale di Vicenza, dove si trovava recluso da ottobre perché arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in centro città con 62 dosi di sostanze stupefacenti suddivise tra eroina e cocaina. Ieri l'ufficio immigrazione della questura lo ha scortato presso il centro di permanenza per i rimpatri di Bari. Uomini della questura impegnati su più fronti perché oggi si è conclusa un'ulteriore fase dei controlli sul territorio che hanno interessato le zone a rischio della città, anche a seguito di segnalazioni arrivate da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza, soprattutto a Ponte degli Angeli, in via Rattazzi, in viale Santi Felice e Fortunato, in via Muttoni e a Campomarzo, di soggetti molesti e potenzialmente pericolosi. Controlli congiunti delle forze dell'ordine che hanno portato al bilancio di 14 provvedimenti emessi dal questore, 5 fogli di via obbligatori, 4 avvisi orali e 5 ordini di allontanamento dal territorio. E sempre da Vicenza, un pregiudicato latitante è stato bloccato dalla polizia e portato in carcere. Era stato condannato per rapina e lesioni. Un italiano di 34 anni, pregiudicato e residente in città, è stato individuato dagli agenti di polizia della squadra mobile, arrestato e portato in carcere. L'uomo latitante era ricercato dalle forze dell'ordine dallo scorso 19 dicembre per espiare una pena di reclusione di 4 anni. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia aveva infatti emesso a suo carico un ordine di carcerazione conseguente alla sentenza definitiva di condanna. Il pregiudicato era stato ritenuto colpevole per i reati di rapina e lesioni ai danni di un militare statunitense aggredito e percosso nell'ottobre del 2018 all'esterno di un locale pubblico vicentino ora chiuso. Dopo le formalità di rito in questura, il 34enne è stato trasferito alla casa circondariale per l'espiazione della pena. Ci fermiamo ora per qualche istante con il nostro meteo e la pubblicità. Ci rivediamo tra poco, linea alla regia. Restate con noi. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Breve tregua dal maltempo in questo mercoledì 18 gennaio. Migliora temporaneamente la situazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica mostra un cielo piuttosto nuvoloso. Sarà decisamente più asciutto con nebbie la mattina in pianura e contratti di sereno più significativi al pomeriggio. Maggiori addensamenti in montagna dove potranno verificarsi ancora delle nevicate oltre i 600 metri. Temperature in diminuzione, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra i 3 e i 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto. Al mattino possibili precipitazioni deboli in pianura e sulle zone orientali. Soffierà libeccio moderato sulla costa fino al primo pomeriggio. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con ampie schiarite ovunque. Temperature minime ancora sotto zero ovunque, massime intorno ai 4 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Prossimo approfondimento è dedicato agli enti locali e alle problematiche che province e comuni stanno incontrando in questa difficile fase congiunturale nella quale ci troviamo. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Enrico Ferrarese, presidente della provincia
provincia di Rovigo e sindaco di Stienta. Buongiorno Ferrarese, grazie per essere con noi. Tra pochissimo dovrebbe collegarsi anche Manuel Scalzotto, che è presidente della provincia di Verona. Allora io approfitterei, visto che siamo ancora io e lei da soli, per farle una domanda specifica sulla provincia di Rovigo e su una tematica insomma particolarmente calda e sentita dalle popolazioni di quella zona del Veneto, del Polesine, che è quella relativa alle trivellazioni. Insomma abbiamo visto manifestazioni, proteste, levata di scudi anche da parte delle amministrazioni locali del territorio. Quali sono le vostre preoccupazioni e soprattutto quali sono, diciamo, gli ultimi sviluppi, le ultime novità? Beh, innanzitutto buongiorno, grazie a voi per l'opportunità. Provo ad abbassare, magari sente il ritorno. No, la sentiamo benissimo. Ecco, sì, diciamo che in questi mesi ci ha occupato la preoccupazione rispetto al tema, appunto al tema delle trivellazioni. Ovviamente il pensiero così comune del territorio è stato ampiamente ribadito. Adesso in questa fase stiamo attendendo, assieme ai comuni, diciamo così, del Delta, la parte maggiormente interessata, stiamo attendendo una risposta in merito ad una convocazione che abbiamo chiesto per un'interlocuzione diretta con il governo, e quindi diciamo che in questi giorni, insomma, ecco, la speranza di avere a breve questa possibilità di interlocuzione diretta proprio per un aggiornamento. Dopo, per il resto, sulla posizione che era e che è quella del territorio, insomma, non è mutata. Ecco, la preoccupazione, diciamo, maggiore vostra in questo momento qual è? Perché abbiamo sentito, no, che il rischio della subsidenza in mancanza di quelle che sono indicazioni certe da parte anche di tutta la comunità scientifica spaventa, insomma, parecchio la popolazione. Sì, la preoccupazione era dettata, insomma, da questa valutazione, oltre che, diciamo così, ad uno storico che, per quanto possa non magari sovrapporsi perfettamente con la situazione e le tecnologie attuali, però ha già dimostrato quanto in effetti ci sia di pericolo dietro a questa pratica per un territorio con queste caratteristiche, con queste fragilità. Quindi nasce tutto da una considerazione fatta intanto su uno storico che noi abbiamo visto e vissuto e toccato con mano, insomma, in un territorio dove, diciamo così, l'artificialità di lavori continui dei consorzi di bonifica rendono vivibile e abitabile il territorio. E quindi la preoccupazione era più che ed è più che giustificata proprio da quello che è stato vissuto, insomma, dagli anni 50 in poi, ecco. Ecco, soprattutto diciamo la zona del Polesine, del Basso Polesine, insomma, lo sappiamo, è al di sotto già ora, insomma, del livello del mare, fino addirittura a quote di 3 metri. Non si rischia che, a prescindere, diciamo, da quello che si potrebbe verificare in futuro, i costi dell'energia che eventualmente si verrebbe a recuperare attraverso le trivellazioni siano addirittura superati da quelli che potrebbero essere i costi poi di tutti gli impianti di bonifica, delle idrovore, delle pompe per mantenere all'asciutto queste aree, come già sta succedendo in tante zone.
Guardi, infatti non è escluso, non sarei in grado ad oggi di farle un conto preciso, perché insomma, però già il fatto che possiamo paventare un rischio del genere ci sta a dire quanto effettivamente la valutazione, se ne valga la pena anche rispetto a quel risparmio che si potrebbe avere in termini energetici, visto che insomma quel tipo di estrazioni non risolverebbero né contribuirebbero in maniera significativa o così tanto significativa a risolvere il problema paese, perché inizialmente insomma, ecco, c'è stato anche un po' un messaggio sbagliato di una terra che non sente di contribuire ad una necessità generale che è sotto gli occhi di tutti. Credo che fondamentalmente non sia così, lo dice la storia, perché tra rigassificatori e altri interventi questa è una terra che ha sempre dato e sta continuando a dare in questi termini, però era solo la valutazione in termini proprio logici e di opportunità, di valutazione anche economica su quanto effettivamente possa valere la pena intervenire in questo modo, posto che comunque i rischi, al di là di tutte le diciamo così, gli avanzamenti, diciamo così, della tecnica e della scienza in quell'ambito, comunque in ogni caso non c'è modo di avere rassicurazione sulla tenuta, ecco, del nostro territorio di fronte a un intervento del genere. Ecco, quindi ora diciamo la questione si sposta sul piano prettamente politico, no? E vedremo quindi quelle che saranno le indicazioni che verranno fornite dal governo in questo tavolo. Sì, è stato chiesto un incontro. Ecco, vedo intanto nel frattempo che si è collegato Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Verona e sindaco di Cologna Veneta. Buongiorno, grazie per essere con noi. Mi ha fatto sudare freddo, sindaco, perché non riuscivamo a vederci. Comunque, benvenuto. Allora, veniamo al tema del quale dicevamo in apertura di questa parte della nostra diretta, e che è quello del caro energia e dell'allarme che sta coinvolgendo gli enti locali, dai comuni alle province. Siamo peraltro in tempo di bilanci e molte amministrazioni si sono viste costrette a far slittare, no, i bilanci, proprio perché non è ancora esattamente quantificabile quello che sarà poi l'impatto di queste bollette su quelli che sono appunto i bilanci dei comuni. Per quanto riguarda la provincia di Verona e il suo comune, poi nello specifico, Scalzotto, la situazione com'è? Allora, io confermo innanzitutto, Marta, grazie dell'invito e buona giornata a lei, a tutte le telespettatrici e telespettatori, e al collega Enrico Ferrarese, con il quale vado particolarmente d'accordo. Anche il comune di Cologna Veneta è in fase di predisposizione del bilancio previsionale. La situazione è un déjà vu, in realtà, è quello che abbiamo già visto appunto lo scorso anno. Anche lo scorso anno ci siamo trovati in difficoltà perché di fronte a un processo che vedeva un costo generalmente storico attestato attorno ai 400.000 euro di spese energetiche, per il mio comune siamo trovati poi a fare i conti con più che un raddoppio. Anche quest'anno siamo nelle stesse condizioni e stiamo proprio in questo momento cercando di limare a destra e a manca e di predisporre un bilancio così previsionale. Ricordo a tutti che un ente, se non ha il bilancio di previsione approvato, sostanzialmente non può spendere i soldi. Si dice che lavora tecnicamente in dodicesimi. Cosa significa? Significa che se io ho avuto spese per manutenzioni di 10.000 euro, 120.000 euro al mese, per quest'anno posso spendere al massimo nel mese di gennaio 10, al massimo 20.
in realtà sappiamo bene che ogni annualità è diversa, ha bisogno della sua programmazione e quindi il bilancio di previsione è quello che ti permette di fare le politiche per i comuni. E la situazione è abbastanza drammatica. Adesso il tema vero è che lo scorso anno abbiamo chiuso i bilanci con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono due tipologie di spese e di entrate, quelle correnti e quelle in conto capitale. Quelle correnti, diciamo, sono le utenze, l'indennità del consigliere, le manutenzioni ordinarie. Quelle in conto capitale sono l'opera pubblica nuova, pensiamo a una rotatoria piuttosto che a un palazzetto e così via. Allora, solitamente è per legge vietato l'utilizzo delle spese per finanziare le spese correnti, quelle della corrente elettrica, quelle dello stipendio dei dipendenti, quelle della manutenzione ordinaria, con le entrate da spesa in conto capitale. Cioè non posso fare un mutuo per pagare lo stipendio ai dipendenti. L'anno scorso il governo ha autorizzato, non il Comune di Colonia Veneta, tutti i comuni d'Italia a utilizzare gli avanzi, cioè quelli che erano un po' i risparmi delle amministrazioni, per pagare la spesa corrente. Quest'anno ci stiamo organizzando in questo senso. Ecco, ovvio quindi che questo comporta che saltino altre cose, no? Perché chiaramente quei soldi in qualcosa saranno stati ovviamente investiti e utilizzati. Allora, se io devo utilizzare quelli che sono i soldi dell'avanzo che pensavo di utilizzare per ammodernare l'asilo oppure per fare la piscina nuova, piuttosto che dare delle asfaltature ad alcune strade che hanno ormai un manto impercorribile, e quest'anno devo stare fermo, non posso utilizzarle per queste cose che sono di miglioramento delle nostre comunità, ma le devo utilizzare per quelle cose di normale gestione. Viene tolta la possibilità ai sindaci, agli amministratori di fare le scelte migliorative per i propri comuni, non tutte ma una parte consistente. Soprattutto pensiamo a un altro elemento che è caratterizzante. Il Comune di Verona ha un bilancio da 500.000 euro, ha entrate poi in società partecipate e quant'altro. Diciamo che se anche rinuncia a un'opera su 10, vabbè, si vede, non si vede, ma il Comune di Colonia Veneta, che ha un bilancino da 5-6 milioni di euro, e togliermi la possibilità di utilizzare 300.000 euro vuol dire essere fermo praticamente. Quindi è un problema che va a colpire soprattutto i comuni più piccoli, seppure ovviamente anche interessa le amministrazioni più grandi. Enrico Ferrarese, la situazione nel Rodigino in questo senso? Sì, beh, non posso che confermare quanto abbiamo sentito dall'analisi precisa. Insomma, potrebbe essere una lezione sul bilancio in pillole del collega Manuel Scazzotto, che saluto caramente, perché in effetti la situazione non è diversa, nel senso che effettivamente anche noi, insomma la maggior parte dei comuni, adesso nel mio in particolare siamo anche noi in fase di predisposizione del bilancio di previsione, e le dinamiche sono le medesime. Stiamo rinunciando sostanzialmente all'avanzo, che è quella parte di risorse che ci permettono sostanzialmente di fare quelle scelte che abbiamo in mente, che non sono messe magari in programmazione perché vengono lasciate alla programmazione le più importanti e rilevanti urgenze, però quando si può andare a lavorare su un discreto avanzo di amministrazione, insomma, si può ben operare, insomma, per i bisogni del territorio, per aumentare i servizi. Questo ci sta mancando. Veniamo da anni di incertezza in cui ci occupiamo giornalmente
della straordinarietà data prima dalla pandemia e poi adesso da questa particolare congiuntura che vede nell'aumento dei costi relativi all'energia e ci sarebbe anche da aprire un capitolo sul caro materiali, praticamente ci impedisce di fare o comunque limita fortemente la nostra possibilità di fare interventi di cui il territorio e le nostre comunità hanno bisogno. Ecco, non è frustrante per voi sindaci, amministratori, insomma, che poi siete in prima linea, no? sul territorio, non riuscire a rispondere a quelle che sono le richieste delle vostre comunità? Quello... Sì, ecco, non so se era rivolta a me la domanda. Ad entrambi, allora Ferrarese e poi Scalzotto. Penso che difatti la risposta possa essere anche qui la medesima, nel senso che è chiaro che il nostro senso di responsabilità di amministratori ci deve far chiaramente vedere prima alla chiusura, guardare prima alla chiusura dei conti in ordine a queste spese, e da questo non possiamo essere certamente distolti. E poi non so quanto da fuori si possa immaginare lo sforzo talvolta anche di fantasia amministrativa e di totale dedizione da parte degli amministratori nel riuscire a trovare anche assieme al territorio tante di quelle soluzioni per non far mancare servizi, per non far mancare opere. E questo è chiaro che ci porta e ci ha abituati a degli sforzi che facciamo volentieri nel momento in cui riusciamo comunque a ottenere un buon risultato per le nostre comunità e per i nostri territori. È chiaro che rimane frustrante quando invece questi maggiori costi o eventuali minori entrate, che ad esempio se dopo dovessimo fare un focus sulla provincia sarebbe assolutamente importante ribadire, anche dove ci sono minori entrate, questo vuol dire sì, la frustrazione è legata a non poter agire come le comunità e i territori meritano. Ecco, Scalzotto. Io non ho molto da aggiungere, tutto ciò che ha detto Enrico lo sottoscrivo e ringrazio lei invece Marta per il servizio che sta facendo, perché le cittadine e i cittadini si avvicinano al sindaco, alle amministrazioni con spirito propositivo e chiedono e ci fanno le segnalazioni, ci danno le indicazioni. Per uno che fa il sindaco, migliorare la propria comunità, le infrastrutture, dare soddisfazione alla propria cittadinanza non è solo un piacere, è anche un dovere, e qui ci troviamo nella difficoltà, difficile anche da spiegare, anche se il grosso della cittadinanza lo comprende bene, di non avere gli strumenti per poterlo fare. E 2 anni di pandemia, uno di crisi energetica, insomma io penso che magari anche egoisticamente quanto avrei potuto realizzare, anche per dimostrare magari tutto l'impegno che il sindaco e l'amministrazione ci mette per gestire con passione ma anche con competenza la propria comunità. Ecco, mi piaceva Ferrarese l'espressione che lei ha utilizzato poco fa, fantasia amministrativa, no? Quindi vi state un po' davvero ingegnando in tutti i modi per cercare di uscire da questa situazione. Si riferiva a qualcosa di particolare, interventi funambolici sui bilanci per riuscire a portare a casa un risultato che possa rispondere a quelle che sono le richieste che vi arrivano dal vostro territorio? Beh, a parte quello, cioè all'interno del bilancio, ovviamente muovendosi assolutamente nei limiti della legalità e della legittimità delle nostre azioni, certamente credo che negli ultimi anni ci sia un'attenzione particolare, direi anche maniacale ad ogni dettaglio per far sì che l'ottimizzazione
delle risorse sia massima. E in questo senso sì, ma io parlavo anche di fantasia amministrativa legata alla disponibilità e alla capacità degli amministratori di diventare veramente promotori dell'ente e della comunità anche al suo interno, attraverso interlocuzioni che siano, e io vedo insomma per quanto possibile, nonostante la crisi investa ovviamente anche i privati, però nel creare sinergie con tante volte con il mondo dell'associazionismo e tante volte anche con il privato, per riuscire a mandare avanti determinati servizi. Credo che forse di questi sforzi di una volta magari c'era meno bisogno. Oggi invece siamo sul campo, però ripeto, lo facciamo anche volentieri arrivando al risultato, perché credo che quello sia ciò che importa ad ogni amministratore, che ha a cuore ovviamente il benessere della propria comunità, del proprio territorio. È chiaro che se ci fossero altre disponibilità di risorse già direttamente spendibili, forse ci sarebbe da fare meno fatica e ci sarebbero più risultati. Quello che ci, diciamo così, ci infastidisce e ci rattrista non è il fare più fatica, quello insomma la faremo comunque e saremo disposti a continuare a farle, ma i maggiori risultati, i maggiori servizi, i maggiori interventi, quello ci interessa, e che non ci possono essere ci rattrista. Ecco, un focus ora sulla provincia, no? Diciamo, abbiamo detto finora dei comuni. Per quanto riguarda le province, su quelli che sono insomma i bilanci e le entrate di questi enti. Scalzotto. Innanzitutto devo dire che anche per le province il tema è omologo e significativo come per i comuni. La provincia vive di imposte proprie, che sono quelle legate all'assicurazione dell'auto e ai trasferimenti delle automobili, e già di per sé c'è una flessione del mercato e quindi una diminuzione delle entrate, con i costi che sono così cresciuti, e quindi anche le province si trovano in una difficoltà operativa. C'è da dire che per le province si sta ragionando di una riforma compiuta che vada a restituirne la piena funzionalità. Non sarà una funzione che le riporta una cancellazione della Del Rio, quella sfortunata legge che cercò di abolire le province portandole, diciamo, in uno stato di quasi di liquidazione. Non si tratta di abolire questa legge e di riportarle come erano prima, di fare una riforma che riesca a migliorare ancora di più le province e il loro ruolo. Quello sul quale però io vorrei puntare l'accento è la riforma dell'autonomia differenziale. Questa secondo me è nell'interesse di noi veneti, al di là di noi veneti come cittadini, sicuramente come amministratori. Noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità di avere maggiori funzioni e di avere collegato a queste maggiori funzioni, quindi maggiori attività che dovremmo fare per la nostra cittadinanza, quelle risorse che provengono sostanzialmente dal gettito fiscale generato dalla nostra regione. Con quello probabilmente ci sarebbe una stabilità di entrata sia per province che per comuni, che ci permetterebbe di lavorare un po' come i nostri comuni, diciamo, delle regioni confinanti. Penso in questo momento al Tirolo piuttosto che alla Baviera, anche se la Baviera non è confinante, è stretta, però che danno la possibilità ai sindaci e all'Antrating di avere risorse proprie, certe e pianificare. Mentre in Italia vige ancora questo centralismo gestito poi in maniera borbonica, dove ci dobbiamo per forza elemosinare che vengano restituiti i soldi che abbiamo pagato noi sul territorio dalle imposte, per poter fare che cosa? Fare quei servizi di base che la nostra cittadinanza meriterebbe.
Ecco, tocca un tema del quale ci siamo occupati tante volte nel corso delle nostre trasmissioni, lo vedete anche nella nostra grafica, siamo a 1914 giorni dal referendum, no? Nel quale i veneti si sono espressi su questo tema. Sulla questione province ferrarese, il suo punto? Insomma, anche qui un altro che potendo confermare, insomma, in premessa quanto detto dal collega, si capisce come oggi per le province le difficoltà, poi in particolare la provincia di Rovigo, insomma le difficoltà ci siano, si stiano facendo sentire. Noi siamo già andati in approvazione con il bilancio, ma ad esempio il bilancio della provincia di Rovigo è stato segnato da una forte contrazione degli introiti da IPT, imposta provinciale di trascrizione che citava prima il collega, perché abbiamo un minore introito sul totale che si attesta attorno al 10%, e per un bilancio come quello della provincia di Rovigo vuol dire 700-800 mila euro, considerando che sono bilanci che in alcuni casi come nel nostro vivono anche della presenza dei famigerati prodotti derivati di trentennale istituzione. È chiaro che il bilancio della provincia è più che ingessato da questo punto di vista. Abbiamo avuto modo, diciamo così, di respirare, di vedere un po' la luce con diversi contributi, la maggior parte dei quali in relazione al PNRR, che ci hanno consentito di programmare, di progettare operazioni importanti sulle scuole, sui ponti e sulle strade, che sono maggiori nostre competenze tra quelle rimaste. Cosa però che è stata lo stesso complicata da questa particolare congiuntura che ci mostra anche quanto abbia inciso e stia incidendo sui lavori, sugli appalti, il caro dei materiali. E nonostante alcune misure, ad esempio insomma, la legge ci consente di riuscire a completare il tutto, però dimonuendo le opere che andiamo a fare. Anche questo, insomma, ecco, subito c'era stata data un po' una speranza, dopo la buona notizia arriva qualcosa che un po' la limita. Chiaro che comunque sono interventi che riusciamo a fare, ma questa è comunque straordinarietà, perché le province diversamente, almeno come parlo per la provincia di Rovigo, difficilmente riuscirebbero a mettere in cantiere lavori importanti se la finanziabilità delle stesse rimane basata sulle dinamiche attuali. Per questo insomma serve senz'altro quella che è oggi vagheggiata come una riforma, io lo dico come una controriforma rispetto alla Del Rio, che ci ha così tanto cambiati. Però è chiaro che spero anche che questa non sia solo l'occasione per riportare le province all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri, ma che sia proprio il modo e il momento per rivedere oltre alle competenze anche come finanziare gli enti che, si è capito, hanno per territori, e per il territorio della provincia di Rovigo in particolare, hanno un'importanza e una rilevanza che si è vista, si è notata in questi anni. Certo, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi quest'oggi. Un saluto quindi e buon lavoro naturalmente a Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Rovigo e sindaco di Cologna Veneta, e Enrico di Verona, scusi, ed Enrico Ferrarese, presidente della provincia di Rovigo e sindaco di Stienta. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, a voi.
Ecco, noi proseguiamo con una notizia che ci arriva da Padova e riguarda l'inflazione, perché a dicembre del 2022 Padova ha chiuso l'anno con un'inflazione che sfiora il 12% e una variazione tendenziale annua pari all'11,8%, quella mensile dello più 0,3%, dati che si assestano sopra la media nazionale e fanno guadagnare a Padova il triste primato di città più cara del Veneto. Ed ora polemiche, parliamo delle polemiche sulla riforma della giustizia, della riforma Cartabia. Ieri sera il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari a Ring ha annunciato a breve una correzione. Sentiamo un estratto. Il provvedimento che mira, a sistemare quella che è un'evidente problematicità di questa riforma arriverà quanto prima. È questione di giorni, quindi il termine dei 2 mesi, che ci eravamo dati per un primo intervento sarà ovviamente molto più breve. Questo perché? Perché abbiamo visto e capito dove, dobbiamo intervenire. E attenzione, facciamo anche chiarezza. L'intervento di sistemazione avviene in relazione al cosiddetto decreto delegato. Quello che era stato fatto dal precedente governo Draghi, stiamo parlando di fine agosto dell'anno scorso, e che aveva recepito le indicazioni della cosiddetta legge delega in termini di riforma del penale che abbiamo fatto in Parlamento. Quel decreto è entrato in vigore da pochi giorni, ha recepito nell'indirizzo generale di quelli che dovevano essere gli obiettivi del PNRR una serie di iniziative. E in particolare abbiamo visto che quella iniziativa legislativa volta a intervenire sul tema della procedibilità d'ufficio piuttosto che a querela è un tema che va rimesso in ordine. Ed ora parliamo di PNRR e opere pubbliche. Anche in Veneto arriva una pioggia di fondi che dovranno essere gestiti per gli appalti. I sindaci fanno rete e lanciano un messaggio per tornare a parlare di cultura della legalità. L'arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza ha rinvigorito la determinazione anche dei primi cittadini nell'impegno profuso contro ogni tipo di infiltrazione mafiosa anche nei loro territori. Gli occhi sono puntati sui fondi, tanti, che arriveranno grazie al PNRR e alle opere pubbliche per le quali a breve si apriranno nuove gare d'appalto. Gli strumenti che oggi ci sono, fra l'anticorruzione, l'ANAC, eccetera, siano i protocolli di legalità che si sono poi succeduti nel tempo, siano validi strumenti per contrastare quelle che potrebbero essere le infiltrazioni. Basta che non diventino solo un accumularsi di carte, ma oggettivamente stare attenti con gli interlocutori che si hanno. Deve essere un cambiamento culturale, cioè che questo arresto sia davvero un inizio di una nuova fase per il nostro paese basata sulla legalità, e io continuo a pensare che le future generazioni, cioè i più piccoli, saranno coloro che metteranno definitivamente la parola fine anche alla parola mafia. Uno dei primi metodi che sono da attuare è la rotazione delle imprese, delle ditte che effettuano dei lavori, e chiaramente come politico, ma da sindaco, quando incontro anche gli imprenditori, dico sempre di parlare. Diverse le imprese che anche a causa del Covid sono andate in difficoltà. Paolo Galeano, primo cittadino di Preganziol, coordina la rete del Veneto di Avviso Pubblico, l'associazione di amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità. Noi come comuni e in Avviso Pubblico in particolare stiamo cercando di costruire una rete. La mafia fa della rete la sua forza. Noi non possiamo pensare che senza una rete che contrasti, senza un'antimafia sociale, ci possa essere davvero un alter ego forte a questo tipo di realtà. Quindi prima cosa la rete, secondo la cultura.
Ecco, ora il prossimo approfondimento che è dedicato alla salute mentale e ringrazio i nostri prossimi ospiti di essere qui con noi. Benvenuta ad Anna Corò, presidente di Volontari Insieme Treviso, buona giornata, grazie per essere con noi, e in collegamento il dottor Gerardo Favaretto. Buongiorno dottor Favaretto. Psichiatra, docente di psichiatria all'Università di Padova, è già direttore della psichiatria del ULSS 2 della Marca Trevigiana. Allora, questo approfondimento in vista di un incontro, il primo di una serie che ci sarà appunto venerdì 20 gennaio alle 17 all'auditorium della provincia di Treviso al Sant'Artemio, location diciamo non scelta a caso perché come sanno i trevigiani il Sant'Artemio prima di essere provincia era il manicomio insomma della città, quindi Sant'Artemio ieri e la salute mentale oggi, è questo il titolo dell'incontro. Anna Corò, perché è davvero così importante per voi aver scelto di toccare questi temi della prevenzione e della salute mentale? Allora, noi siamo Volontari Insieme, siamo l'associazione di rappresentanza di tutte le associazioni di volontariato e le APS della provincia di Treviso, e abbiamo raccolto la volontà delle associazioni che seguono la salute mentale da tantissimo tempo, l'AIDSAM, l'Abbraccio, Psiche 2000, che nei vari territori della provincia e nei piani di zona lavorano con le istituzioni, con l'ULSS, per aiutare le persone che hanno bisogno all'interno della salute mentale. Perché? Perché è diventato il problema. La salute mentale oggi è concepita ovviamente ed è assolutamente diversa da quello che si poteva pensare anche qualche anno fa, prima del lockdown. Poi il lockdown ha rimesso in discussione la vita, il pensiero, la mente delle persone, è stato uno spartiacque tra il prima e il dopo. Oggi l'esigenza non è più per le persone che sono ammalate, che già hanno dei disturbi, che già hanno dei problemi e che sono comunque prese in carico dalle istituzioni, dall'ULSS. Il problema è verso le giovani generazioni, i ragazzi giovani, ma giovani anche a livello di ragazzini delle primarie, hanno questi problemi, trovano problemi nella relazione, trovano i problemi nel frequentare la scuola, si chiudono in loro stessi, nelle loro stanze con i loro computer e vivono nel loro mondo. E questo è diventato il problema e bisogna assolutamente ricominciare a pensare alle giovani generazioni, perché il futuro sarà loro, quindi è una responsabilità nostra. Noi come volontariato questo è un problema che sentiamo assolutamente come una responsabilità sociale. Quello che ci pare importante con questo convegno è che, con l'aiuto ovviamente del dottor Favaretto e degli altri relatori che parteciperanno al convegno, vogliamo che il tutto si apra alla cittadinanza, perché c'è bisogno di un cambio di mentalità, di un salto in avanti, di come affrontare le nuove problematiche, i nuovi bisogni. E questo si fa solo ed esclusivamente attraverso un cambiamento del modo di pensare, del modo di vedere, o come piace al dottor Favaretto dire, cambiare gli schemi mentali. Abbiamo bisogno di cambiare gli schemi mentali. E tutti parlano del cambio del modo di essere, questo progresso, questo cambiamento della società, cambiamento della comunità. Ma questo si fa solo ed esclusivamente attraverso nuove relazioni, attraverso la comunicazione, attraverso la diffusione degli argomenti. Non bisogna aver paura o fermarsi o avere dei pregiudizi davanti ad argomenti che sembrano non toccarci mai.
Ma anche superare, penso, no, quei tabù che ci sono verso proprio l'approccio, magari a richiedere aiuto per la salute mentale. Assolutamente. In questo senso volevo chiedere al dottor Favaretto, no, mai proprio, come sottolineava Anna Corò, si è parlato proprio di necessità di supporto dei servizi psichiatrici alla popolazione, ai giovani in particolare, dopo questo periodo così difficile che abbiamo attraversato. I servizi, diciamo, sono in grado di dare quelle risposte che la gente, i cittadini si aspettano? Buongiorno ancora. Lei parlava giustamente prima di tabù, possiamo parlare di pregiudizi, no? L'iniziativa di venerdì avviene in un luogo dove una volta un muro distingueva quelli che dovevano essere contenuti, cioè i cosiddetti alienati, da quelli che non dovevano essere fuori significava essere normali, essere dentro significava essere matti. Oggi non è più così, il bisogno di salute mentale appunto è un bisogno molto molto diffuso. I servizi in questo momento nel Veneto hanno in carico circa 70.000 persone. Ma si calcola che il bisogno in realtà di assistenza per disturbi mentali riguardi perlomeno il quadruplo di questo numero, quindi facciamo il calcolo quasi 300.000 persone, forse di più, le loro famiglie, tutte le dinamiche che ci sono intorno, gli aspetti sociali. I servizi sono in grado di dare risposta a questo? Non lo so, ecco, sicuramente in questi ultimi anni la pandemia in fondo ha solo rivelato delle fragilità che esistevano, alcuni aspetti sono diventati più difficili, l'accessibilità è più difficile, gli operatori non solo sono meno quantitativamente, ma probabilmente sono anche un po' in difficoltà, demotivati, nel senso che ovviamente a un carico e una domanda importante corrisponde alla difficoltà di dare delle risposte tempestive e puntuali. Quindi è un momento di difficoltà, per questo è anche importante parlare oggi di salute mentale. Non è solo un problema di più o meno risorse, purtroppo in questo periodo tutte le istituzioni, tutti i servizi, tutte le strutture, tutto ciò che riguarda il pubblico, no, si lamenta del problema della mancanza di risorse. E allora perché uno dovrebbe dare a uno e non all'altro e all'altro ancora, no? Va fatto un discorso all'interno che è un discorso di cultura, di qualità e soprattutto di efficacia. Oggi, proprio perché non siamo più al tempo del manicomio, abbiamo strumenti di intervento che possono essere efficaci. E allora a patto di applicare degli interventi efficaci, che sono interventi di cura anche di riabilitazione psicosociale, allora a patto di farlo, forse le risorse che si utilizzano possono essere impiegate più razionalmente, in maniera più efficiente e dare risposte appunto alle persone. Risposte, ripeto, che in questo momento forse non sono così adeguate, insomma, ecco, almeno quantitativamente e forse anche qualitativamente. Ecco, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, la regia chiede la linea, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Stiamo parlando di salute mentale per presentare questi incontri rivolti alla cittadinanza trevigiana che si terranno appunto al Sant'Artemio a partire da venerdì 20 gennaio alle ore 17. Anna Corò, presidente di Volontari Insieme qui in studio, il dottor Gerardo Favaretto in collegamento. Anna Corò, è il primo questo di una serie di incontri. Se ci sono delle persone che ci stanno ascoltando, insomma, certo, che sono interessate, cosa devono fare per poter assistere? Allora, il primo di questi, abbiamo pensato di fare 3 convegni a scadenza bimestrale, quindi il prossimo sarà il 31 di marzo e sarà vicinissimo alla giornata nazionale dell'autismo, il 2 di aprile. Il terzo, a conclusione di questo primo ciclo, lo faremo a fine maggio e daremo un taglio rivolto alla parte giuridica, alla tutela degli ammalati.
e delle persone che ne hanno bisogno, perché la salute mentale riguarda le persone anziane anche con le malattie, con l'Alzheimer, con la demenza senile. In questo primo incontro al Sant'Artemio alle 17 siamo particolarmente contenti che abbiano raccolto l'invito tutte le istituzioni della provincia, quindi avremo con noi il sindaco, il dottor Benazzi per l'ULSS, quindi vuol dire che tutte le istituzioni sono partecipi a questo problema e siamo tutti petali della stessa margherita. Questo è il concetto fondamentale che deve partire per quanto riguarda la responsabilità sociale di questo convegno. Partiremo con 4 relatori, il dottor Favaretto con il dottor Paolini presenterà il libro e lo ambienterà nella sua location naturale e parlerà di tutte le esperienze che hanno trovato in archivio, di tutto ciò che le testimonianze archiviate al Sant'Artemio. Dopodiché la parola passerà alla dottoressa Paola Roma, che come presidente della conferenza dei sindaci darà un taglio sociale, l'importanza che oggi la salute mentale riveste oltre che nel campo sanitario, nel campo sociale, perché tutto ciò che riguarda una persona che ha dei problemi con la salute mentale per forza di cose viene trasferito tutto nella famiglia, nella società, quindi il sociale è in prima linea in questa nuova sfida di questo nuovo millennio. Senza dubbio l'intera comunità ne è coinvolta e deve essere coinvolta. Peraltro, dottor Favaretto, lei più volte ha insistito anche sull'importanza dell'istituzione di questa figura nuova dello psichiatra, della psichiatria, insomma, di comunità. Di che cosa si tratta? È proprio un modello, direi, di assistenza e di intervento all'interno della comunità stessa. Scendo dalla dimensione manicomiale, cioè da quei muri che distinguevano chi era normale da chi non era normale, i servizi sono presenti all'interno del territorio. Questo è stato il cambiamento degli anni '80, un cambiamento che però poi va consolidato. Non è sufficiente aver chiuso uno spazio, bisogna appunto mettere a disposizione delle persone la possibilità di trovare nel proprio territorio, vicino ai loro luoghi di residenza, di lavoro, quei momenti di assistenza, perché poi i disturbi mentali non si curano con un episodio, con il ricovero, ma si curano spesso, specialmente quando sono gravi, con interventi che hanno una durata in un periodo di tempo prolungato. Allora il modello della psichiatria della comunità è quel modello inclusivo, in cui la persona con disturbo mentale resta dentro la comunità, vive diciamo, i suoi diritti di persona, di cittadino, ed è un modello centrato non sulla struttura ma sulla persona, cioè il fatto che sia la persona stessa che possa ritrovare. Faccio un esempio molto banale, per poi dire queste cose sembra che si descriva un mondo strano fatto di concetti astratti. Se in una famiglia un ragazzo comincia ad avere delle difficoltà, dei problemi, va male a scuola, diventa conflittuale o ha problemi di utilizzo di sostanze, anche insomma non gravi, ma magari ha delle conflittualità con i genitori, dove vanno questi genitori? Cosa fanno? A chi si rivolgono? Quali sono gli aiuti che possono avere? Ecco, il modello di psichiatria di comunità significa avere chiarezza sui percorsi, sui luoghi, sui momenti di intervento. Allora so che devo andare lì, che come familiare posso avere un consiglio, che poi il figlio magari sarà visto, sarà valutato, avrà un determinato tipo di percorso. Questo significa, cioè pensare a un modello che viva la cultura, il contesto, le modalità di vita della comunità stessa. E è ciò che viene dopo appunto quella storia di separazione che è stata costruita dentro i manicomi e che comunque è sempre lì, cioè nel senso che ovviamente se noi pensiamo alle risposte alle persone date sulla fisionomia della struttura, cosa facciamo? Rifacciamo tanti piccoli manicomi, ma non abbiamo risolto il problema. Insomma, il problema è permettere alle persone, proprio perché il disturbo mentale è una cosa così diffusa, molto di più di quanto si pensi, e non è necessariamente
qualcosa che non appartiene a tutte le persone che consideriamo normali o che consideriamo appunto esenti da questo tipo di difficoltà. Dicevo prima, insomma, dobbiamo calcolare numeri elevati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla della depressione come una delle cause principali di disabilità. Cioè sono questioni diffuse che spesso magari appunto nascondiamo. Per questo il modello di comunità è un modello anche di condivisione, di prossimità e di efficacia degli interventi, ovviamente. Certo, io vi ringrazio davvero per essere intervenuti quest'oggi ad affrontare questo tema. Mi piacerebbe magari anche ritornarci un'altra volta dopo il convegno, così avremo modo di presentare anche i successivi appuntamenti. Allora io ringrazio per essere stati con noi Anna Corò, presidente di Volontari Insieme Treviso, e il dottor Gerardo Favareto, psichiatra, docente di psichiatria dell'Università di Padova. Grazie e buon lavoro. Noi ora andiamo a Belluno, ci chiede la linea la collega Tiziana Bolognani per un'iniziativa dedicata alla montagna, si chiama Emozioni in alta quota, in compagnia della collega vedo anche il prefetto di Belluno. Andiamo a Belluno allora. Eccoci, buongiorno a voi. Siamo ospiti del Salone Zanardelli del Palazzo della Prefettura di Belluno. Alle nostre spalle vi facciamo vedere in anteprima alcune delle immagini oggetto di una mostra emozionale che la Prefettura assieme al Comune di Belluno, all'Unci e ai maestri del lavoro ha organizzato per dare un segnale culturale forte, molto forte, sugli aspetti della montagna, che non è solo spopolamento, ovvero è anche spopolamento, è sicuramente il problema di vivere in montagna, ma è anche un momento durante il quale la riflessione, il silenzio, l'osservazione, le emozioni sono importanti. Il signor Prefetto ci ha dato la sua disponibilità questa mattina per raccontarci un po' il motivo che lo ha spinto fortemente ad organizzare questa mostra. Signor Prefetto, intanto grazie. Ci spiega perché lei ha voluto qui, nel Palazzo del Governo, questa mostra che è interessantissima. Grazie innanzitutto. Da quando mi sono insediato ho tentato e ci tento quotidianamente di ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni, per cui il mio motto è porte aperte a Palazzo dei Rettori, dove mi piace ospitare momenti di cultura. Abbiamo organizzato concerti classici, abbiamo invitato scrittori come l'Antonia Arslan. Questa volta è la volta di una mostra fotografica. Sappiamo che le Dolomiti sono patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, che ci sono anche invidiate, e quindi mi piaceva esaltare proprio la bellezza, come diceva lei, il momento emozionale, il valore della salita in montagna, che si chiama ascensione, quindi è qualcosa che lega l'essere umano alla fonte divina. E quotidianamente noi però parliamo della montagna in chiave critica, problematica. Accennavamo allo spopolamento, alle difficili condizioni di vita, sempre più spesso i ragazzi abbandonano i nostri territori di montagna preferendo trasferirsi in città. È encomiabile quell'iniziativa di Confindustria e della Lewis, che hanno aperto una scuola, una sede universitaria, una scuola quindi di alta specializzazione, per far capire anche quante opportunità la montagna può offrire ai giovani imprenditori. Giovedì ci sarà però l'inaugurazione di un percorso che spero possa definirsi artistico-culturale. Parleremo di montagna, ne parleremo innanzitutto con il CAI, che è l'altro protagonista dell'iniziativa, è il cuore dell'iniziativa, con una bella relazione. Ci saranno anche delle sorprese legate alla montagna, e ricordo a tutti che
che poi la mostra è visitabile dal lunedì per 2 settimane, e voglio ringraziare i soci dell'Associazione Maestri del Lavoro e dell'UNCI, quindi l'Unione Nazionale dei Cavalieri della Repubblica Italiana, perché faranno dei turni e saranno presenti nelle sale del palazzo a ricevere il pubblico, che spero sia numeroso. Alle sue spalle c'è uno dei tanti panorami che Lando Arbizzani ha fotografato dall'alto, unendo la sua passione per il volo, oramai non più tenera e giovane età, all'amore, al grande amore per la fotografia e soprattutto per la montagna, per le Dolomiti. E Lando Arbizzani domani sarà ospite della primissima, del vernissage, chiamiamolo così, di presentazione di questa iniziativa, che correttamente, signor Prefetto, lei ha detto sarà aperta al pubblico a partire da lunedì prossimo. L'ingresso è gratuito, è un modo per avvicinare i cittadini al Palazzo del Territorio, al Palazzo del Governo di Belluno in Piazza Duomo, che normalmente viene guardato con un po' come dire, di timore. Così non deve essere. Così non deve essere, perché tutte le istituzioni, mi permetto di dire prima di tutte quella governativa, deve essere vicino ai cittadini. E vorrei chiudere facendo riferimento anche ai Giochi Olimpici del 2026 che si svolgeranno sulle Dolomiti. Allora, ecco, l'altro fine era quello, l'altro scopo era quello di parlare delle Dolomiti quasi sognando, con una speranza di migliorare le condizioni di chi vive la montagna, disabili compresi, portatori di handicap. Ricordiamo che Cortina ospiterà anche le Paralimpiadi, e è una sfida, dobbiamo correre per realizzare le opere, e quindi vedere queste fotografie dall'alto ci aiuta a sognare e magari, io spero, anche a darci la carica per incanalare nelle procedure amministrative corrette, con i tempi serrati che sono necessari, e condurci all'evento olimpico nel migliore dei modi, facendo fare a Belluno una bella figura. Grazie signor Prefetto, lo ringraziamo anche per l'entusiasmo che come sempre ci manifesta. Vi restituisco la linea senza scordarmi di invitarvi a Palazzo dei Rettori a partire da lunedì prossimo per godere delle meraviglie che offrono e che garantiscono tutti i giorni dell'anno le Dolomiti bellunesi. A voi. Grazie Tiziana Bolognani al Prefetto, ed è questo l'ultimo collegamento del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci.